ospiti in presenza, ma gira ancora il Covid, tanto per farvi capire come funziona. E perciò abbiamo in presenza invece, ringrazio, collegato da Padova, Andrea Aragona, assessore all'urbanistica, mobilità e viabilità, ambiente e ciclabilità di Padova. Grazie assessore di essere qui. Allora io ricevo molte telefonate, assessore, per questo tram che ha distrutto tanti alberi. Cosa ci dice? Com'è la situazione? Ma è come quando lei ristruttura casa, no? Se ristruttura casa a un terzo dei lavori, cosa le sembra? Un disastro? Calcinacci, ambiente inospitale, senza riscaldamento, senza pavimenti? Certo, quindi quando si fanno dei lavori pubblici, delle opere di miglioramento della città, c'è una fase che è quella dei cantieri in cui sembra che ci siano dei problemi, però il giudizio non può essere dato a un terzo dei lavori. Quando io ristrutturo casa non posso dare il giudizio di quello che ho fatto a un terzo dei lavori, lo devo dare a fine dei lavori, quando ho scelto il parquet, quando ho scelto il colore della tinteggiatura, quando l'ho arredato anche con delle belle piante, e allora è a quel punto che posso dare un giudizio sul mio lavoro, non certo quando sono alla fase delle demolizioni. Senta assessore, lei che è anche assessore appunto all'ambiente, alla mobilità e alla viabilità, non le sembra che in Italia stiamo andando verso un percorso sbagliato, nel senso che abbiamo l'Italia che proprio diciamo morfologicamente andrebbe vista anche investendo sui porti via acqua, sui treni via rotaia, invece qua si continua a parlare di terza, quarta, quinta corsia, sempre su gomma. Non le sembra invece che sarebbe ora di vedere anche quei progetti che sono stati presentati, visto che andiamo su una luna, per vedere se riusciamo a far funzionare anche la via acqua con i porti meravigliosi che abbiamo, oppure appunto via treno, via rotaia? Assolutamente no, questo è assolutamente corretto, perché noi pensiamo ormai da decenni, da 50, 60, 70 anni, che quando c'è un problema di traffico in autostrada dobbiamo costruire una nuova corsia. Però dopo 80 anni siamo sempre appunto a capo, no? Costruiamo nuove corsie e il traffico c'è sempre, perché di fatto noi costruendo nuove corsie andiamo anche a incentivare quel tipo di trasporto. Bisogna iniziare a pensare come fanno altri paesi, come lo fa già in parte l'Italia, perché ad esempio noi abbiamo a Padova un interporto estremamente virtuoso, dove arrivano decine di migliaia di mezzi, di treni che portano in merci all'interporto, e che quindi riducono di milioni, di miliardi, forse di chilometri anche, quel trasporto su gomma che altrimenti avverrebbe. E certo è una scelta politica che deve essere fatta, forse in parte va anche incentivata, però dobbiamo ricordare che oggi il sistema del trasporto su gomma vive di incentivi, vive di riduzione delle accise, di incentivi al gasolio. Ricordiamo che la superstrada pedemontana veneta vive di incentivi pubblici, quindi dobbiamo decidere, in realtà non è una questione di soldi, dobbiamo decidere se noi vogliamo mettere i soldi, come stiamo mettendo ora, sull'incentivare il trasporto su gomma, oppure incentivare il trasporto su rotaia o anche su acqua, che è un po' più complesso in un paese come il nostro, dove le vie d'acqua sono alcune navigabili, o meglio tante sono navigabili, ma per il trasporto su merci solo alcune. Mi spiego: siamo un paese abbastanza piccolo, fare due rotture di carico, ovvero arrivare con una grande nave in un porto per caricarla su chiatte, per fargli fare pochi chilometri e fare una nuova rottura di carico per metterla su camion, questo risulterebbe poco conveniente da un punto di vista della funzionalità. Però ragionare su collegamenti di 100-200 km che in parte già esistono porti all'interno della pianura padana, se non sbaglio l'interporto di Cremona, se non sbaglio, quindi all'interno
della pianura padana ha la possibilità di ricevere mezzi su acqua, se non sbaglio anche l'interporto di Rovigo. Certo, quindi è possibile, però forse bisognerebbe accantonare alcuni progetti che comunque necessitano di 10, 15, 20 anni di ampliamento di alcune strade o autostrade, per dedicarsi invece a questo tipo di sviluppo. Eppure le idee le abbiamo chiare tutte quanti, Assessore. Quello che non riusciamo a capire è che tutti passano il cerino, nel senso che quando appunto c'era il centro-sinistra, il centro-destra, a destra, però a nessuno sembra interesse quello che veramente i cittadini italiani vorrebbero, proprio gli italiani vorrebbero, che è anche il rispetto dell'ambiente. Io non so se è vero, io ho sentito che ci sono veramente dei progetti veramente bellissimi per fare quello che abbiamo detto, il trasporto via mare o via rotaia, però nessuno lo prende in considerazione. Non le sembra, Assessore, che forse il business oppure gli interessi siano altri di quelli di interessi degli italiani? Perché abbiamo visto anche quei fondi del PNRR dove sono andati, come sono stati dirottati, anche se molti hanno destinati al terzo settore. Terzo settore vuol dire 360 gradi, si parla di tutto e di più, ma si parla di terzo settore. Non le sembra che sarebbe utile invece, visto che sono anche molte volte soldi pubblici, soldi nostri, ecco, cercare di interpretare anche la volontà degli italiani, cosa vogliono per loro, cosa è urgente di fare? Perché mi sembra che stiamo andando, a parte che se ne fregano completamente di quello che pensiamo, basta vedere anche i referendum come sono andati, come vanno, li cambiano. Ecco, adesso si riparla di domeniche di apertura dei negozi, di chiusura dei negozi. Abbiamo fatto un referendum dove gli italiani avevano detto di tenere chiusi i negozi, poi è stato girato e i negozi sono stati aperti, perché c'è un business pazzesco. Sembra che sarebbe ora che la politica invece capisse che il popolo italiano è un po' stanco di pagare, di non vedere i risultati da nessuna parte. Prego, Assessore. Ma allora guardi, intanto io penso che non farei una distinzione così netta fra popolo italiano e governo italiano. Nel senso, il governo attuale, che ha idee diverse dalle mie, però è legittimato da un voto popolare. Del resto anche alle elezioni europee il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è andato molto bene. Quindi, ripeto, anche se sono idee che sono all'opposto delle mie, io starei attento a parlare di differenza fra popolo italiano e politica, perché il popolo italiano qualche mese fa alle elezioni europee ha votato, milioni di persone hanno votato il partito di Però una grande parte, Assessore, non è andata a votare. Questi numeri non vi preoccupano? Allora, guardi, i numeri del non voto preoccupano, secondo me, perché possono improvvisamente, da un momento all'altro, andare verso situazioni che potrebbero nascere da un momento all'altro estremamente pericolose. Guardiamo ad esempio quello che sta succedendo, che potrebbe succedere in Germania con di fatto l'AfD, un partito che è di fatto l'erede del nazismo, che continua a crescere, soprattutto andando a pescare nei voti dell'est del paese. Però quello che voglio dire è quando si cambiano le cose non si cambia mai a costo zero. Se si cambia il sistema di trasporto su merci, di trasporto merci su gomma, bisogna tenere conto che oggi ci sono, e che cosa che secondo me va fatta, si deve fare, però non va sempre banalizzato, nel senso, diciamo, che allora lo portiamo su treni perché è più giusto. È giusto, bisogna farlo, però dobbiamo tenere presente che quando facciamo questo tipo di lavoro stiamo andando a spostare delle professioni, dei lavoratori che oggi abbiamo per esempio 100.000 camionisti, e potenziando il sistema di trasporto su rotaia i camionisti diventeranno 80.000, perché 20.000 perderanno il lavoro, e quindi dobbiamo porci anche il tema di questi 20.000 camionisti. Ci saranno 20.000 camion
in meno. Questo vuol dire che lavoreranno meno gommisti, lavoreranno meno officine, lavoreranno meno distributori, che è una cosa che va sempre fatta, che va fatta. Dobbiamo sforzarci di fare questo passaggio, però quello che voglio il messaggio che voglio far passare è che non è che con uno schiocco di dita noi spostiamo il sistema della logistica in un modo rispetto all'altro. È un lavoro duro, complesso, che va a scontrarsi anche non solo con i grandi interessi, ma anche con il piccolo interesse del camionista che magari ha fatto un investimento, si è comprato il camion 10 anni fa, gli mancano 20-25 anni alla pensione e vede cambiare questo tipo di business. Quindi lo dobbiamo fare, ma dobbiamo tenere presente anche di questi piccoli interessi, è quello che dicevo, accompagnarli. Quindi forse anziché andare a incentivare la costruzione di nuove autostrade che ci costano miliardi, questi miliardi potremmo investirli per la riprofessionalizzazione di queste figure che andando a diminuire il trasporto su gomma potrebbero andare a fare dei lavori più ambientali. Però vede, gli italiani sarebbero un po' stanchi di parole, vorrebbero anche dei fatti, perché continuiamo a passare il cerino, adesso non è tempo, adesso non è ora, adesso non ci sono soldi. Però ad esempio vedere cosa è successo negli ultimi anni in Italia, dove hanno investito, capisce bene che proprio il popolo italiano non va anche a votare, perché è veramente disgustato e dismesso da questa politica che non ascolta le necessità del paese. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto siamo veneti, ricordiamoci che abbiamo il SIL, che abbiamo il Brenta, e il SIL che porta miliardi di fiere a Venezia, perché finalmente 20 anni fa il SIL, il bancariolo del SIL portava le fiere a Venezia ne sta fatta, portando solo dal Brenta milioni di alberi. E di cosa si poteva parlare? Padova penso che era una via fluviale e la stroppata. Ma nessuno deve parlare di robe che è giusto fare e mi vuole farle, perché c'è altri interessi. I treni, innanzitutto bisogna che mettesse a posto i treni, perché quando lavoravo lì, che portavo i vagoni e i treni a Venezia, doveva 3 giornate, una volta arrivai, perché portarsi al tronchetto a piccole velocità, io volevo 2 giorni. Bisogna rimodernare le robe, ma è giusto l'acqua. Nel mondo, che è il 70%, la superficie del mondo, il 70% è acqua. E ora cosa parliamo? Potremmo fare di tutto, andiamo su è una, a bere il caffè su è una e non potremmo fare queste robe importanti. Bisogna farle, solo che, come che dice Mirella, quello che va per il popolo non va per gli imprenditori, non fa per la gente, per i soldi, perché comanda i soldi. Non c'è i politici, c'è figure che non conta niente, perché quello che ha i soldi, che in mente, basta vedere che il russo che c'è adesso, che è padrone del mondo, e fa quello che vuole, e ne insulta anche gli altri italiani, e vuol mettere il naso a casa nostra, nessuno che dice niente. E poi i politici, non ne c'è uno che si è ammesso dal popolo, perché il 50% che non va a votare. Fratelli d'Italia al 25%, sta quella lì, il PD ne ha 20, l'altro ne ha 7, e col 7% Forza Italia gli dà sia i ministri. Quindi che gli autorizzati da chi? Bisogna che i cittadini svegliano, non ti vedi oggi se cresce 7.000 euro sulla pensione e al popolo 1,50 euro, perché se roba più non ho sentito un politico che abbia detto che sei vergognoso. Tutti sta zitti. Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti. Abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo da Venezia, andiamo a vedere a Padova invece zona 30 km orari, poi appunto la commenteremo con l'assessore Ragona. Andiamo a sentire. A
Padova le zone 30 sono 19, dislocate per lo più a Larcella, Forcellini e Palestro. Nei piani del comune c'era la volontà di crearne di nuove, ma al momento i piani sono fermi a causa di una direttiva ministeriale che invita i comuni a non estendere le zone 30 nella città se non in casi strettamente necessari. A Padova il dibattito sulle zone 30 si è riaperto dopo la morte di 2 giovanissimi studenti in 2 incidenti stradali avvenuti davanti alla scuola. Il primo sabato 21 settembre davanti al liceo Selvatico in via Belzoni, dove è stata investita la 19enne di Campodarsego Sofia Gambato, morta 5 giorni dopo, e il secondo martedì in via Cave davanti all'istituto Scarcere, dove si è schiantato in moto Alessandro De Marchi, 18enne di Mestrino. L'assessore alla mobilità di Padova, Andrea Aragona, non nasconde la volontà di voler istituire nuove zone 30, ma a mettere i bastoni tra le ruote è proprio la direttiva voluta da Salvini. Le zone 30 sono uno strumento importante per la moderazione del traffico e la diminuzione degli incidenti stradali. Non possono risolvere da sole le cose, perché spesso ci possono essere delle fatalità, però contribuiscono ad eliminare, a diminuire quantomeno i fattori di rischio. È per questo che le abbiamo utilizzate negli scorsi anni e vorremmo continuare a utilizzarle. Purtroppo da qualche mese una cosiddetta direttiva ministeriale, la cosiddetta direttiva Salvini, di fatto impedisce la realizzazione di queste zone se non in specifici tratti di strada dove ci sarebbero delle particolari criticità. Noi pensiamo invece che sia uno strumento che debba essere usato in maniera più elastica e non rigidamente controllato da delle direttive ministeriali. I cittadini, i comuni sanno le criticità del loro territorio, i sindaci le conoscono e quindi bisognerebbe lasciare maggior libertà ai comuni di poter intervenire per diminuire le criticità del traffico e le zone più pericolose per la viabilità. Allora, Assessore Aragona, bisogna anche capire, e siamo sempre là perché la politica è sempre divisa, uno va da una parte e uno va dall'altra. Io vorrei anche capire perché non si va dalla parte della sicurezza del cittadino, visto i morti che abbiamo nelle strade, sia in macchina che in motocicletta. Tanto è vero che noi stiamo raccogliendo le firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, perché è una cosa indecente quello che abbiamo visto che la tecnologia ci darebbe questa possibilità, eppure si continua a non capire che in certe zone, come giustamente ha spiegato lei, 30 all'ora sono necessari perché sono molto pericolosi. Però purtroppo c'è sempre qualcuno che non ascolta e poi succedono le tragedie. Cosa fare, Assessore, per cercare di capire che dobbiamo rispettare le regole, la segnaletica? Perché ognuno qua esce di casa e si fa le proprie regole. Prego. Guardi, allora noi abbiamo tante richieste, ad esempio, di realizzazione di dossi rallentatori, di attraversamenti rialzati, di restringimenti di carreggiate, di chicane, tutte modalità di intervento per la riduzione della velocità. Noi dove possiamo lo facciamo, però non possiamo pensare a una città che è piena di dossi ovunque, anche perché crea un problema per i mezzi di sicurezza di emergenza come le ambulanze. Quello su cui bisogna lavorare e che è l'unico modo per andare a risolvere davvero i problemi è la cultura stradale. Dobbiamo mettere in testa, come succede in altri paesi dell'Europa, del resto, che in città non si deve correre e non si deve guardare il cellulare, cose di questo tipo, perché queste sono le 2 principali cause di incidenti nelle nostre città, o in generale, la velocità e la distrazione. Dobbiamo continuare a lavorare, poi possono servire i disincentivi, eccetera, eccetera, però bisogna lavorare su questo. La città 30, come tra l'altro dimostrano i dati di Bologna, ha portato effettivamente a una riduzione dell'incidentalità e della gravità dell'incidente. Perché la zona 30, che non è un numero scelto a caso, non è che qualcuno un giorno si è svegliato e dice anziché andare a 50 all'ora andiamo a 30, ma c'è uno studio dietro scientifico, essendo l'impatto determinato dalla velocità che viene calcolato attraverso delle velocità esponenziali, sostanzialmente in un impatto a 30 all'ora, nel 90% dei casi il pedone sopravvive. A 50 all'ora, essendo appunto questa energia che viene sprigionata esponenziale,
nel 90% dei casi il pedone muore. In questi 20 km orari sta la differenza di passare dal 90% al 10%. E il paradosso è che nelle nostre città, siccome abbiamo i semafori, le rotonde, gli autobus, i pedoni, le biciclette, qualcuno che supera, qualcuno che va piano, eccetera, eccetera, la velocità, ma in tutte le città, anche nelle ore, a parte che se andiamo a mezzanotte, anche nel corso del pomeriggio, nel corso della giornata, la velocità media è ben sotto i 30 km all'ora. Quindi andare ai 50 nelle strade cittadine ti può dare l'impressione di andare più veloce, ma in realtà quello che stai facendo è semplicemente riuscire ad accelerare per un rettilineo, andando a creare maggior rischio di incidentalità e maggior pericolosità dell'incidente, ma senza darti poi un vero vantaggio in termini di percorrenza media, perché tu acceleri, arrivi a 50 e poi subito dopo trovi la rotonda e devi dare la precedenza. Andare a 30 all'ora in realtà ti dà lo stesso tempo di percorrenza. Noi dobbiamo far capire questa cosa, che il limite di 30 all'ora non è un andiamo più piano, cioè ti sposterai più lentamente. No, in realtà ti sposterai alla stessa velocità andando a rischiare meno incidenti e meno gravità dell'incidente. Però quello che vorrei anche capire è cosa ne pensa del nuovo codice della strada, Assessore Ragona. Allora, guardi, i grandi temi sono due, insomma, mi pare, dal dibattito che sta emergendo. Uno è quello della stretta sull'alcol, dove non vengono toccati i limiti, però viene fatta una stretta. E, per carità, l'alcol crea molte vittime, soprattutto giovani, quindi un grave problema soprattutto per le guide notturne, quando poi tra l'altro le sanzioni sono raddoppiate. Serve però allo stesso modo un investimento sul trasporto pubblico notturno. Noi a Padova lo abbiamo in parte fatto col night bus, col bus notturno, abbiamo il tram, abbiamo qualche linea di bus. È che in una situazione attuale con i fondi nazionali del trasporto pubblico noi riusciamo a garantire questo o poco più, ecco, insomma. Quindi mi sarebbe piaciuto che da una parte sia stato stretto come si dice, fatta una stretta sulla questione dell'alcol alla guida, dall'altra parte sarebbe stato bello se contemporaneamente fossero state date delle alternative, soprattutto per i ragazzi. Ripeto, noi ci proviamo, però servirebbe un intervento statale che ci creda davvero in questo potenziamento. Andiamo a vedere anche adesso questo camionista romeno denunciato, andiamo a Trieste e poi lo commentiamo. Camionista romeno denunciato per ricettazione. Trasportava merce, prodotti cosmetici, senza licenza e documenti identificativi. È l'operazione della Polizia di Stato di Gorizia. Nelle scorse settimane una pattuglia della stradale ha fermato un camion con targa romena condotto da un 32enne sull'autostrada A34 allo svincolo di Villesse. Gli agenti di polizia hanno ispezionato il veicolo ed eseguito i controlli di rito. Subito sono emerse numerose violazioni della normativa sul trasporto merci e i poliziotti hanno proceduto all'immediato fermo amministrativo del mezzo. Ma c'è di più. Durante l'attività di indagine condotta dal personale della squadra Polizia Giudiziaria Sezionale, in sinergia con il Centro di Cooperazione Internazionale di Polizia e Dogane di Ventimiglia, è emerso che la merce trasportata derivava da un furto. I cosmetici, dal valore complessivo di 1 milione di euro, erano stati spediti il giorno prima da un centro di logistica francese a uno spagnolo per la consegna alla piccola distribuzione e durante la notte la merce era stata rubata. Al termine delle indagini, il conducente romeno di 32 anni è stato denunciato e la merce sequestrata per poi essere restituita alla ditta francese. Assessore Ragona, non le sembra che forse dovremmo impiegare l'esercito per capire cosa gira all'interno di questi
treni, di questi autotreni, visto il carico di droga che arriva, merce rubata, merce contraffatta, che entrano tranquillamente nel nostro paese senza nessun problema. Perché noi abbiamo detto puntiamo sulla gomma, però sulla gomma si trasporta anche tutto. I controlli dove sono? Ecco, perché non si controlla? Ecco, visto che avremo anche la possibilità di intervenire, anche visto che abbiamo ancora l'esercito pagato anche da noi, su cose che veramente interessano, perché qua non ne vendiamo fuori, qua entra di tutto e di più nella tranquillità assoluta. Prego. Allora, intanto questo caso dimostra che i controlli ci sono e che vengono effettuati. Bisognerebbe, io non so se il sistema dell'esercito, che ha altre competenze, possa essere utile in questo caso. Forse potrebbe essere utile come tipo di affiancamento a delle situazioni, però io non conosco cosa il funzionamento quotidiano dell'esercito. Sono sicuro che l'esercito italiano non sta non facendo niente in questo momento. Forse bisognerebbe anche qui andare a incentivare un sistema di assunzioni di forze dell'ordine dedicato a questo tipo di interventi. Forse andare a abbassare l'IRPEF per far guadagnare in certi casi 10 euro al mese, forse anche meno in certi casi, ecco, forse con quei soldi sarebbe più opportuno andare a investire in assunzione di forze dell'ordine. Perché le ho detto questo, Assessore Ragona? Perché mi sembra che gli italiani, specialmente anche qua al nord, stiamo veramente combattendo una guerra. Visto i furti che abbiamo nelle case, queste bande che entrano tranquillamente senza nessun disturbo, che mettono a ferro e fuoco i paesi, se ne tornano tranquillamente a casa, non abbiamo più frontiere, non abbiamo più niente, e i cittadini addirittura hanno paura di rimanere a casa loro. E soprattutto queste leggi che non danno ragione a questi cittadini che non si possono neppure difendere, perché vediamo com'è la situazione. Lei ha detto i controlli funzionano, è stato visto, sì, ma ne hanno preso uno, Assessore, sentiamo un caso ogni quanto. Il problema è che non ne possiamo più e nessuno interviene, dobbiamo arrangiarci da noi. Noi abbiamo visto anche qua a Treviso che questi poveri persone che abitano in questa via, dopo aver investito devono investire ancora di più, e mi sono messi le telecamere perché non ne possono più. Non le sembra che invece la politica dovrebbe dare un segnale? Perché prima dicevano che c'era la sinistra buonista, adesso c'è la destra, ma mi sembra che per il cittadino non cambi niente, è sempre con le spalle al muro, non riesce più, non è possibile che noi dobbiamo dire non avete paura e poi le persone hanno paura di uscire alle 4 del pomeriggio perché si trovano le bande di 4 ragazzini che nessuno vuole fermare perché veramente sono pochi rispetto a quelli bravi, ma quelli fanno notizia, a queste bande che arrivano dall'est senza nessun problema. Poi andiamo a controllare quelli che arrivano con le barche che non hanno neanche gli occhi da piangere, perché forse quelli che arrivano fanno paura, che quelli ti sparano in bocca, come ho detto l'altra sera a Focus. Non è che ci mettono tanto a sparare ed ucciderti, basta vedere cosa abbiamo visto in questi anni. Eppure non se ne parla di questo, si parla di cose che assolutamente io vorrei capire se si sono resi conto che stiamo combattendo una guerra e che non ne possiamo più, la gente è sconsolata e terrorizzata a stare anche in casa. Secondo lei c'è qualcuno che dovrebbe intervenire e far sì che questo cittadino, visto le tasse che paga, dovrebbe essere più protetto? Guardi, io credo che il tema della sicurezza sia molto importante. Dopodiché mi permetto di dire che la guerra la stanno combattendo a Gaza i bambini negli ospedali che vengono bombardati, ustionati, mutilati, ammazzati, la stanno combattendo in Ucraina sotto le bombe russe, non la sta combattendo il Veneto. Io non credo che in Veneto si possa dire che siamo in una situazione di guerra, e credo per rispetto dei bambini ucraini. Sono guerre e guerre, non è mica detto che la guerra si fa solo con le bombe, Assessore, mi scusi, sa.
Non so mica, cioè la Ma la guerra, guerra è bisogna vedere un'altra che cosa. guerra è la guerra del popolo, del cittadino La guerra è veneto, un'altra cosa. che è terrorizzato da queste bande di ladri che si vede La guerra è veramente quando portare io via esco di casa. tutto e non può La guerra è difendersi. un'altra non cosa e essendo una bisogna guerra, no? spiegarlo ai cittadini. Bisogna spiegarlo ai cittadini che la guerra è quando un bambino esce di casa e va a scuola e non sa se torna a casa. E non è la situazione del Veneto, perché creiamo solo paura. Ci sono delle situazioni di problematiche di sicurezza e su questo bisogna intervenire sicuramente. Lo deve fare il governo di destra, securitario, che però non riesce a farlo, parlando di altri problemi, ok? Investendo milioni di euro, se non miliardi di euro per mandare 10 persone in Albania, ok? Potrebbe investire sugli investimenti culturali per i ragazzini di seconda generazione, ok? Che hanno delle famiglie che non possono permettersi di fare uno sport, ok? Stanno lì a fare niente perché sono persone che prendono 1.000 euro al mese, forse 800 euro al mese, e non possono mandare i ragazzi a fare un corso di chitarra, non possono mandare i ragazzi a fare un corso di musica. Ci sono le aziende italiane che non trovano lavoratori, ok? Che pagherebbero per formare delle persone all'estero, come sta facendo l'associazione costruttori, paga per formare persone all'estero e portarle in Italia per lavorare, ok? E invece noi creiamo la paura, ok, del fatto che siamo in una guerra e spendiamo i miliardi per mandare 10 persone in Albania, ok? Questo è. Cioè, non è questione di far paura, è questione che anche ieri è stato ucciso un altro ragazzino di 17 anni. Sono questi ragazzi che girano tranquillamente coi coltelli, tranquillamente con le pistole, perché questo è quello che si vede e si sente. Bisognerà pur parlarne, perché se facciamo come gli struzzi e mettiamo la testa sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto perché va tutto bene, non c'è problema, io penso invece che il problema esiste e che la politica dovrebbe intervenire tutta, non una parte, tutta, perché io è non un ho detto problema che non c'è il riguarda problema. gli italiani di qualsiasi colore, tutta dovrebbe intervenire. E la stampa non dovrebbe dire che siamo in guerra come a Gaza. Io non ho detto che siamo in guerra come a Zara, io ho detto che siamo la un guerra tipo di guerra, ha un significato chiaro. Ma lei non la chiama guerra. L'emergenza sicurezza è un conto, la guerra è un altro. Io uso il termine che mi sembra più idoneo, perché per me sentire tutte le persone, e basta vedere i giornali e le interviste che facciamo con i nostri telegiornali, cosa dicono, non so come lei voglia chiamare, ecco, queste persone che si vedono proprio entrare in casa queste bande senza nessun problema, anche con loro che stanno mangiando, che stanno tranquillamente guardando la televisione. Se questo è normale per lei, lo ripeto, il governo di destra potrebbe evitare di spendere miliardi per mandare 10 persone in Albania e potrebbe usare questi miliardi per assumere nuove forze dell'ordine. Ma è quello che sto dicendo, Assessore, non so se ha capito. Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Grazie, buongiorno e grazie di tutto quello che fa e tanti auguri per l'anno nuovo. Grazie. Dica a quel signore che non ci sono solo i problemi della guerra, come dice lei, ci sono, anche il Veneto ha i suoi problemi e non può essere sto governo qua che risolva tutti i problemi come una bacchetta magica. Anche l'altro non ha fatto niente e questo non può farcela con tutti i problemi che ci sono. Bisogna avere pazienza. Grazie di tutto. Abbiamo sentito anche Gabriella, adesso andiamo a vedere questo autobus a Conegliano, visto che non ci facciamo mancare niente, un autobus elettrico che ha perso il controllo e per fortuna non è successo niente, ma era molto pericoloso. Andiamo a vedere. Ho sentito un gran botto e mi stavo preparando per uscire un attimo, volevo andare a messa e ho detto, sembrava un petardo gigante. Poi però, mentre ero di là, dalle varie spifferi entra un odore di bruciato. Stavo uscendo dalla doccia quando ho sentito il botto. Questi racconti di alcune residenti dei condomini di Via Colombo, posti sopra i 2 negozi contro i quali è finito l'autobus della MOM, sono ancora sconvolte per quanto accaduto. Abbiamo sentito un boato, sembrava una bomba, spiega una vicina. Sul posto in pochi istanti arrivano gli agenti della polizia locale che transenano l'area, i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del SUEM, ma fortunatamente non si registrano feriti. A bordo del bus infatti non c'era nessuno, come sul marciapiede. Tanta paura? Sì, perché il botto è stato potente, soprattutto il vedere che
l'autobus si era spostato sulle vetrine. Non capivo perché era col sedere indietro questo pullman. Sembra che sia andato su per la discesa, per la salita, per andare verso la stazione, che non è tanto salita. No. Stando ad una prima ricostruzione, l'autobus si trovava davanti alla stazione ferroviaria quando ha iniziato a muoversi in retromarcia, colpendo 2 auto. Una di queste ha sfondato la vetrina di una sartoria, mentre il mezzo pubblico si è fermato contro la vicina agenzia immobiliare dopo aver urtato una terza vettura. Le indagini, così come gli accertamenti di MOM, sono ancora in corso per capire cosa abbia provocato l'incidente. Sembra che sia una avaria ai freni e purtroppo qui siamo leggermente in pendenza e la corriera è finita addosso alle macchine e poi di conseguenza addosso alla vetrina. È una fortuna assoluta che non si sia fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Dispiace anche per l'autista, sicuramente ci sentiremo con la società delle corriere, chiederemo anche conto delle manutenzioni che fanno. Ecco, saluto anche il sindaco Fabio Chiesi, dico che è meglio che porti 2 o 3 ceri alla Madonna, visto quello che poteva capitare. Allora, Assessore, cosa ne pensa dell'elettrico? Siamo così sicuri con questo elettrico oppure bisogna veramente capire se siamo sicuri o meno anche con questi mezzi che trasportano tante persone? Ma guardi, gli autobus elettrici ormai sono in Europa migliaia che girano. Siamo assolutamente sicuri, magari fa più caso l'incidente creato da un bus elettrico, ma ogni giorno ci sono anche incidenti creati da bus a gasolio. Bisognerebbe adesso capire cosa è successo in questo caso, se si tratta però effettivamente, come viene ipotizzato, di un'anomalia, di un guasto ai freni. Non è che il guasto ai freni è determinato dal motore elettrico, è un altro tipo di guasto che può avvenire anche su un altro bus. È sicuramente strano perché sono cose che succedono raramente e non dovrebbero succedere. Seguirò anch'io con attenzione la vicenda per capire poi dopo effettivamente cosa è successo. Sì, bisogna capire, anche perché avendo visto anche le foto di quell'aereo che è caduto con tutti quei morti, ecco, qualcuno dice che possono essere stati questo stormo di uccelli, però abbiamo sentito anche che la compagnia aveva dei problemi con questi aerei. Ecco, si cerca sempre di andare a parare, pensa a te, stormo di uccelli sarà, ma fa molto pensare, visto anche che sembra che queste compagnie in certi momenti dovrebbero fare più attenzione ai mezzi che mettono in circolazione. È vero comunque che gli stormi di uccelli in fase di decollo e atterraggio sono pericolosi, tanto che gli aeroporti hanno dei sistemi di sicurezza proprio e succedono spesso degli incidenti legati a questo. In questo caso però non lo so, dobbiamo vedere effettivamente cosa è successo. Grazie, allora a questo momento dobbiamo andare in pubblicità. Stufe, caldaie malfunzionanti. Sono 8 le persone rimaste intossicate nella notte scorsa tra Quinto e Mogliano Veneto, di cui 2 sono bambini. Il primo incidente è accaduto in via Brilli, dove un'intera famiglia di origine argentina si è sentita male. Stavano festeggiando insieme quando hanno cominciato ad accusare i primi malori. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto a Quinto in poco tempo sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Una donna di 36 anni ed un bambino di 5 anni, sorella e nipote del proprietario di casa, sono stati subito trasportati presso l'ospedale di Mestre per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Gli altri membri della famiglia, un uomo di 21 anni, una bambina di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, sono stati invece trasportati all'ospedale di Treviso per accertamenti e dimessi qualche ora dopo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, la probabile causa dell'incidente è il malfunzionamento di un tubo della stufetta a gas situata nel bagno. Nessuno delle persone che hanno accusato malori si trova in pericolo di vita. Nella tarda serata un'altra chiamata, questa volta a Mogliano Veneto. In via delle Rose 3 donne si sono sentite male. Anche in questo caso si è trattato di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma di Zero Branco. All'interno dell'abitazione 3 donne di 89, 58 e 33 anni. Nonostante risultassero in buone condizioni, sono state trasportate all'ospedale di Treviso per accertamenti e successivamente
direttamente alla camera iperbarica di Padova. I vigili del fuoco hanno diffidato i proprietari dall'utilizzare la caldaia fino a completa riparazione certificata. Assessore Ragona, anche qua qualcuno non riesce ancora a capire che le canne fumarie vanno assolutamente controllate, pulite, eppure l'informazione arriva, perché non è che non possono dire che non lo sanno, ma tutti pensano a me non capiterà, vado avanti e poi succede quello che succede. Ecco, cosa bisogna fare per fare ancora più informazioni, per cercare, perché guardate che proprio non si sente niente assolutamente e poi veramente ci rimetti la vita. Prego. Serve un sistema di verifica, esisteva il bollino verde qualche anno fa, che confermi la avvenuta manutenzione. Quello che oggi è difficile da fare è il controllo, perché si tratta di entrare in casa, eccetera, eccetera. Quindi serve un sistema che a campione si vadano a chiedere dei documenti e che venga effettivamente dimostrato con un documento che la manutenzione viene fatta. Abbiamo cambiato, oggi c'è un sistema regionale, si chiama CIRCE, online, però bisogna implementarlo, perché così è difficile. È difficile fare i controlli, e quando non si fanno i controlli poi succede che, ma anche senza cattiveria, ecco, poi le persone magari si dimenticano, oh cavolo, dopo un anno pensa di averla fatta, in realtà sono passati 2 anni, eccetera, eccetera. Bisogna intervenire su questo, dare un sistema di controllo snello che permetta però, in modo che uno sa che è controllato, ci pensa un po' di più e va a fare sono questa stati tolti gli incentivi alle caldaie, che è un tema fondamentale, visto anche i palazzi che abbiamo e come siamo presi. Secondo lei non era invece di continuare a incentivare anche il cambiamento e l'aiuto di questo incentivo per mettere a norma le caldaie? Allora, effettivamente può risultare strano, però dobbiamo, credo, renderci conto che ormai la transizione verso le pompe di calore è avviata. Le pompe di calore sono molto più efficienti e probabilmente è un po' una di quelle situazioni in cui uno ha ancora il telefono a casa e non si rende conto che nel giro di pochi anni in realtà verrà suppiantato dal cellulare. La transizione secondo me arriverà molto, molto velocemente, perché con la pompa di calore in realtà si va a risparmiare più soldi poi dopo di bolletta, quindi è per agevolare questa transizione. Se anche può sembrare strano, ne capisco la ratio. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra, ciao. Ciao Mirella, auguri intanto a tutti. Grazie. Di un buon 25. A proposito di caldaie, bisogna anche però mettere in conto, io la faccio ogni anno, ho la pompa di calore perché dopo tanti anni la caldaia si è rotta, quella che avevo. Però si spende 100, 120, dipende dal tipo di caldaia, dipende dal manutentore, cioè allora mica tutti hanno le possibilità di far controllare la caldaia, perché bisogna anche dire questo: se una signora o 2 pensionati hanno la pensione quella che è e devono pagare la luce e il gas, questo che sappiamo tutti, quando è ora di fare la revisione tira fuori minimo 100 euro, minimo, e pesa sul bilancio. Allora bisognerebbe forse monitorare il discorso dell'ISEE, chi non ha le possibilità di effettuare questi controlli, di dare almeno un incentivo, non dico tutta la cifra, però magari una buona parte per evitare morti, perché come hai detto te Mirella non si sente niente. Poi c'è anche un'altra cosa: quando si cucina c'è il tubo, no? E una volta mettevano quello di gomma che dovrebbe essere cambiato ogni 2 anni. Io sfido chiunque, chi lo cambi. Io ho quello in acciaio, quello che dura, perché
bisognava fare all'epoca, insomma abbiamo fatto questa scelta, l'idraulico, quello che ha fatto l'impianto, però cioè, si fa presto a dire la prevenzione, sì, però se non si hanno le possibilità economiche, Mirella, cos'è che si fa? Scusa, Cioè, poi le stesse stufette che sono cinesi, che sono comprate magari a 10 euro invece che 20, non lo so, ci sono talmente tante cose, Mirella, le caldaie, l'educazione stradale. Io abito in centro a Padova, dunque conosco la situazione padavina, non c'è educazione stradale perché la gente accelera, sulle strisce non passa, le biciclette e i monopattini, può essere rosso, passano, però io non vedo un vigile. Io da Largo Europa, venendo in Corso del Popolo, l'assessore Aragona conosce Padova perché è a Padova, ci sono tutte le macchine dove c'è il museo, lì come si chiama, quello che hanno ristrutturato, tutte le macchine dove non si potrebbero mettere. Io sabato ero sul marciapiede col carrello della spesa, l'altro giorno, ho dovuto tornare indietro perché non riuscivo a passare. Ma c'era qualcuno? No, io vedo la polizia locale, vedo i carabinieri, tutti in macchina. Allora, qualche passeggiata bisognerebbe anche farla. C'è qualcuno, ma una coppia magari ogni tanto vedo di vigili, donna e uomo, gentilissimi, che fanno il giro del centro, però non vedo nessuno e non vedo multe. Ecco, lì bisognerebbe dare le multe, non le vedo. Io una volta a un vigile ho detto: ma perché non date le multe? Perché non è la mia zona. Ma da quando? Ma una volta le multe si davano e basta, perché ci sono delle zone predisposte ai vigili per dare le multe. Cioè, non lo so, io non sono esperta, però mi sembra assurdo, Mirella, che non ci sia un vigile quando una macchina è su un passo carraio, che è su una zona che non può mettere la macchina, che è addirittura dove ci sono i posti per gli handicappati poverini, che devono chiamare i vigili e questo e quest'altro. Io non vedo però tutte queste robe. Sentiamo Sandra, grazie Sandra perché devo chiudere. Grazie. Sentiamo come risponde il direttore l'assessore Andrea Aragona. Prego assessore. Allora, intanto su Largo Europa, se quella è la zona che ho capito, ma penso di sì, abbiamo previsto una riqualificazione che dovrebbe partire per primavera, tarda primavera, andando proprio a recepire le cose che diceva la signora Sandra, se non sbaglio, quindi speriamo che la possa accontentare. Resisteremo proprio anche andando a sistemare la questione dei parcheggi. Per quanto riguarda invece l'idea della questione dell'ISE e delle caldaie, effettivamente è un tema corretto, me lo appunto e vediamo se possiamo fare qualcosa. Sì, visto i 6 milioni di poveri che abbiamo nel nostro paese e considerando che ormai i poveri sono persone che lavorano tutte e due e non arrivano a fine mese, io penso che bisognerà pure intervenire, non si può lasciare tutto il mondo del volontariato ad aiutare queste famiglie che veramente non ce la fanno più con questi aumenti, che è una vergogna solo dire quello che è successo, però nessuno se ne frega, tutti se ne fregano e quello è quello che arriva e tu devi arrangiarti. Allora, assessore, cosa ha trovato sotto l'albero di Natale? Un regalo che desiderava oppure cosa vorrebbe scrivere ancora a Babbo Natale che non è arrivato quest'anno? Allora, no, non è arrivato, ma per poco, diciamo la diminuzione degli sforamenti di PM10, però siamo di fatto l'anno con meno sforamenti. Questo vuol dire che le misure antismog che si stanno prendendo stanno funzionando, però stanno funzionando ancora troppo poco, per cui dobbiamo insistere in questa direzione, perché l'aria la respiriamo tutti, quindi è un problema di tutti, siamo una zona particolarmente inquinata. Stiamo avendo delle riduzioni e confido quindi che il 2024 non ce l'abbiamo fatta a rientrare in tutte le
le misurazioni, gli sforamenti sostanzialmente, mentre le medie siamo dentro, speriamo nel 25 di farcela. Poi si abbasseranno i limiti di nuovo, quindi speriamo almeno nel 25 di farcela prima di avere dei nuovi limiti più sfidanti. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Mirelle, buongiorno a tutti. Allora, caro Assessore Aragona, è vero che i cittadini hanno votato Giordani ancora all'altra tornata elettorale, però non è rappresentato così la questione suicida del tram a Padova. Allora, strade rotte dappertutto, non fate altro che rompere buche, quindi chi cammina, bicicletta, a piedi, eccetera, col carrellino è un suicidio, non si può più, sembra Beirut ormai Padova. Avete tagliato centinaia di alberi alla faccia del green, che sono gli unici, non è il cemento, Assessore, o sa anche a Putello Elementare, non è il cemento che fa green, che fa ossigeno, che fa ombra, che abbassa la temperatura, non è il cemento, ma sono ben gli alberi. Quindi tutti gli alberi, quelli centenari, addirittura sotto il ponte di Chiesa Nuova, dove non passa il tram, ma a quale proposito? Di far risparmiare che cosa? Qualche minuto? Tutti la gente che sta fallendo e che fallirà lungo questo tram, perché naturalmente la gente non ha più modo di fermarsi, sì che i negozi sono già terrorizzati perché già adesso hanno un calo o chiusura di negozio. Questo è il vostro green, ma siamo alla follia anche davanti alla caserma. Cosa c'entrava lì di fare che c'era un bosco meraviglioso? Cosa c'entrava di togliere tutti gli alberi sia dentro che fuori? Lì non passa il tram. L'avete tagliati anche su via Chiesa Nuova e via Vicenza, anche sulla sinistra dove non passa il tram. Non c'è più, sembra una zona industriale, non c'è più verde, è il verde che ci fa vivere, che ci fa respirare, non il cemento. E lei pensa che la gente che adopera l'auto adesso non lo adopererà più, ma nella maniera più assoluta, vedrà che l'inquinamento aumenterà. Sono stati spesi, si dice 600 milioni di euro, ma sicuramente poi saranno molti di più. Lei pensa a tutti quegli anziani che non hanno la possibilità di avere una casa decente, degna di questo nome per la loro non mobilità, anziani soli, ammalati, senza ascensore, in case fatiscenti, perché per esempio uno se non ha la doccia non si può lavare, nella vasca non ce la fa, perché questi soldi non sono stati usati per mettere a posto degli edifici pro anziani o pro disabili o persone che hanno bisogno, ma non a gratis, facendo pagare o il suo affitto oppure vendendoli. Grazie Paola, devo chiudere, se no non ce la faccio, perché è finita anche la prima ora con l'assessore Andrea Aragona. Prego Assessore. Ma evidentemente non abbiamo tagliato gli alberi dove non serviva, questa descrizione è un po' surreale, che siamo andati a tagliare gli alberi dove non passa il tram o dove non serviva. Questo evidentemente è falso. Abbiamo tagliato gli alberi solo dove è strettamente necessario, ne abbiamo salvati moltissimi e ne andiamo a piantare molti di più rispetto a quelli che abbiamo tagliato. Si parla di alberi secolari, bisogna tenere presente che gli alberi sono esseri viventi, hanno un ciclo di vita, molti di questi alberi anziani erano malati, quindi noi contribuiremo invece alla ripiantumazione e un aumento del verde e continueremo a sviluppare la mobilità sostenibile proprio per quei signori anziani che magari hanno difficoltà, non possono permettersi la macchina, non hanno più la patente, proprio per permettere di muoversi in maniera veloce in città e di arrivare in centro storico in pochi minuti. Sì, la gente utilizzerà il tram perché succede così in tutte le città che lo ha e succede così soprattutto a Padova, dove il tram è la linea urbana che per la stragrande maggioranza porta più persone, perché è comodo e veloce, ti porta in centro velocemente. Concludo dicendo quello che ho detto all'inizio, non guardiamo adesso i lavori, sì, per rifare una città, per rifare la pavimentazione, per rifare gli acquedotti che perdono, rifare le tubature del gas che perdono e potenziare la mobilità sostenibile e riasfaltare le strade piene di buchi, bisogna prima spaccare, ma questa non vuol dire una città brutta, vuol dire una città che si sta rinnovando e fra un paio d'anni sarà completamente rinnovata.
Allora, Assessore Ragona, come ci saluta e che auguri vuole fare per il 2025 a tutte le persone che la stanno ascoltando, questa grande famiglia di Sveglia Veneti? Prego. No, vi faccio gli auguri di buon anno, sperando che ovviamente l'anno migliore, l'anno prossimo sia sempre migliore di quello che è stato, sia che sia andato male, e quindi a maggior ragione, ma che sia anche per chi è andato bene. Ad esempio anche notizia di oggi sulla stampa di Padova di oggi che il commercio padovano sta andando molto bene, però quello che possiamo augurare è che il prossimo anno vada ancora meglio. Abbiamo sentito Andrea Ragona, assessore all'urbanistica, mobilità, viabilità, ambiente, ciclabilità del Comune di Padova. Grazie Assessore di essere stato con noi, veramente buon lavoro. Grazie, pubblicità. Grazie a voi, buona giornata, buon 25, buon 2025, salve. È con noi un gradito ospite, abbiamo Giorgio Pavan, direttore ISRA, grazie direttore di essere qui con noi, e abbiamo collegata anche Francesca Torelli, consigliere di parità della Regione Veneto. Buongiorno Torelli, grazie, finalmente siamo riusciti ad avere anche questa consigliere importante della parità, vogliamo capire anche come funziona, sa che mi sta molto a cuore questo argomento Torelli, perché penso che tutti quanti dovremmo fare non un passo a lato, un passo in avanti, perché la situazione, a mio modesto parere, per quello che vedo, non è di sicuro rosea per queste donne, specialmente che ce la stanno mettendo tutta ma non riescono veramente a farsi ascoltare. Basta vedere anche ieri il femminicidio che c'è stato, nonostante queste denunce che siano state fatte da questa donna, eppure siamo lontano 1000 miglia a mettere in sicurezza queste persone. Cosa c'è che non va, consigliera? Ma perché, visto le possibilità che abbiamo anche di mettere in sicurezza questi uomini, portiamoli loro nelle case, quando c'è una denuncia, io sono sicura che questa denuncia, quando è fatta, non è la prima volta che questa donna viene picchiata, malmenata, provocata. Eppure si continua a parlare di femminicidi. Prego Torelli. Sì, buongiorno, io la ringrazio per questo spazio che lei mi concede più volte l'anno e che mi consente di tenere alta l'attenzione su questi temi. E questa è la prima risposta che darei alla sua domanda. Non dobbiamo mai perdere di vista l'importanza di questa tematica. La Regione Veneto ha investito molti soldi negli ultimi 2 anni e continuerà a farlo in questa direzione in maniera diciamo lungimirante. Perché uso questo termine? Il 4 dicembre ad esempio c'è stato uno spettacolo a cui sono stata invitata e dove ho potuto portare i miei saluti, realizzato da 3 scuole della provincia di Venezia, con ragazzi che vanno dalle medie all'istituto superiore e il percorso di 2 anni che c'è dopo il diploma, hanno portato in scena proprio questi temi, con dei ragazzi bravissimi che hanno parlato ai ragazzi di questi temi. Ci sono state delle scene proprio legate anche alla violenza di genere che inizia a prodursi già nei primi momenti di contatto e relazione fra i 2 generi. C'è stato uno sketch dove un ragazzino imponeva alla sua fidanzata di non uscire vestita in una certa maniera. Io credo che sia stato molto importante che i giovani siano stati interessati a questi tema e lo abbiano trasmesso a chi era in platea dei coetanei. Quindi sicuramente uno dei motivi che porta a coinvolgere le nuove generazioni su questi temi non è per fargli vedere quanto c'è di male nella società, ma è proprio uno strumento per prevenire che si verifichino in futuro. Certo, dobbiamo aspettare anni, questo lo dicono tutti, non si riesce a cambiare dall'oggi al domani perché è qualcosa che può essere trasmesso da generazione a generazione. La violenza che noi vediamo oggi è qualcosa
che nell'individuo si è creata e formata l'idea di poter considerare una donna un oggetto negli anni passati e sicuramente nei primi, non dico nei primissimi, ma negli anni dell'adolescenza sicuramente i modelli familiari hanno un ruolo importante. Bisogna cambiare i modelli familiari, tra l'altro a questo spettacolo c'erano molti genitori e credo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro anche a loro. Bisogna cambiare i modelli familiari e investire su progetti per il futuro. Nell'immediato sarei assolutamente per potenziare gli strumenti di supporto ai soggetti maltrattanti. Se ne parla poco. Però lei lo sa come la penso, che sarebbe utile portare via l'uomo dalla casa e che non portare via la donna, lo sa come lo penso. So anche che non abbiamo a sufficienza i braccialetti elettronici, basta vedere anche quel ragazzo che con pugno ha ucciso questo uomo che non c'entrava niente, che cercava anche invece di farlo ragionare, ai arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Lei capisce che non andiamo da nessuna parte, si parla ma non si interviene, la certezza della pena non c'è. Ecco, in attesa che questi ragazzini, questi bambini crescono con sani principi, dobbiamo colpire quello che il sano principio ancora non ce l'ha. Eppure non si fa niente. Mi dispiace dirlo, Torelli, ma sono molto preoccupata perché non vedo la luce nel tunnel, anzi sempre più offuscata, perché proprio ieri un altro femminicidio con denuncia fatta. Allora sentiamo cosa ne pensa invece il direttore dell'Isra, Giorgio Pavan. Queste donne, che lei, ce ne sono tantissime in questo ambiente anche molto delicato, e andiamo a vedere anche questo servizio, quello che è successo su questa RSA, e poi lo commentiamo col direttore Giorgio Pavan. Potrebbe essere la conseguenza di stress lavorativo, come viene chiamato dopo il Covid, di burnout, il caso di violenza verso alcuni anziani all'interno della casa di riposo Cesana Malanotte di Vittorio Veneto. Sotto accusa un operatore sociosanitario filmato dai carabinieri che avevano piazzato microtelecamere e microfoni ambientali all'interno della struttura di ricovero. L'intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di familiari degli anziani ospiti al centro delle vessazioni del 48enne, che però al momento non risulta sospeso dalle sue attività. Stupore da parte del sindaco, ma anche della dirigenza della struttura all'oscuro dell'indagine. Non avevamo avuto nessun tipo di segnale neanche da parte della direzione, che era praticamente all'oscuro di tutto, e quindi neanche da parte degli operatori stessi e neanche da parte degli ospiti del Cesana. L'operatore si è sottoposto all'interrogatorio cautelare e davanti al giudice avrebbe confermato di essere sotto stress a causa di turni particolarmente pesanti, ma di aver scaricato la tensione in diversi episodi contro i colleghi e non verso gli ospiti inermi. Una vicenda che per il sindaco non deve sminuire la fiducia nei confronti del personale del Cesana Malanotti. Noi abbiamo continuamente rapporti con la direzione, io vado molto spesso all'interno del Cesana a trovare gli ospiti, a trovare i familiari degli ospiti, e noi continueremo in questo rapporto continuativo anche con gli operatori sociosanitari, a cui va la nostra massima fiducia, perché insomma tutto il personale è sempre stato personale di alta qualità e molto disponibile, e continueremo a vigilare e stare un po' attenti se ci sono dei segnali particolari. Il primo nostro obiettivo è salvaguardare il benessere degli ospiti che sono all'interno della nostra struttura, e quindi faremo di tutto perché questo benessere psicofisico degli ospiti sia garantito. Allora, direttore Pavan, cosa ne pensa e come commenta questo fatto veramente incredibile? Soprattutto nessuno vede, nessuno sente. Io l'ho detto qui davanti alle telecamere, avevo proprio ospite la sindaca di Vittorio Veneto, che per me vige l'omertà. È impossibile che nessuno veda, nessuno senta, è una cosa incredibile, perché non può essere. Io frequento, il direttore lo sa, anzi lui mi ha sempre anche incentivato a dire qualsiasi cosa, tu avvisami, visto che vai a qualsiasi ora, con la sua autorizzazione, ma per far del bene, non per andare a curiosare. Ecco, e non ci credo a questa stress. Cosa vuol dire stress lavorativo? Siamo tutti stressati, ma se lo stress dovesse essere l'alibi per diventare tutti violenti, saremmo una carneficina. No, io credo che alcuni principi vanno salvaguardati uso una vecchia frase che non appartiene alla mia cultura, ma tolleranza zero, cioè c'è un fil rouge, una linea rossa di demarcazione. Sino a prima di questa linea rossa
poi succeda qualsiasi cosa, d'accordo? Perché lavorando chi lavora sbaglia in ogni settore. Ma la linea rossa è la salvaguardia della dignità di una persona non autosufficiente. Se sei stressato, abusa della malattia, vai alle Canarie, fate un viaggio, vai dove vuoi, non venire a lavorare. Non ci sono scuse di nessun tipo. Prima questione, chi tocca muore. Non si può toccare una persona che non è in grado di difendersi, perché è da vigliacchi, d'accordo? È da criminali e va colpito, senza tante storie. Io non ho scuse di salvaguardia, zero scuse. Torno a monte sulla questione, perché questo deve essere chiarissimo. Deve far terrore per certi aspetti. La persona non autosufficiente non va toccata nemmeno con un fiore, a proposito di violenza sulle donne. Non va toccata, perché la persona non può difendersi. Eppure sei un vigliacco e un criminale. Però, non direttore, va fatto. Si sente parlare di sospensione, ma secondo lei è giusta la sospensione o bisognerebbe fare qualcosa in più? Cosa vuol dire sospendere una persona? In un caso del genere, naturalmente. Allora, è una procedura, diciamo, giuridica. Quello che a me interessa è salvaguardare da quel momento in poi la situazione. Quindi una persona, prima di essere condannata, ha bisogno di un iter, diciamo così, amministrativo ed eventualmente giudiziario, d'accordo, per arrivare a una sentenza. Allora, nessuno tocchi Caino alla stessa maniera, cioè voglio dire chi ha sbagliato deve essere messo nella condizione di non sbagliare più, perché se uno ruba non è che lo metto a lavorare in una gioielleria, per capirsi, no? Allora deve essere depotenziato in attesa dell'espressione del giudizio, perché questo è un suo diritto come cittadino, diciamo, di uno Stato di diritto come è o dovrebbe essere l'Italia, perché non è proprio uno Stato di diritto. Tra l'esercizio, diciamo così, retorico del diritto e il diritto in senso stretto, cioè l'esigibilità del diritto, passa una differenza grande come una montagna. Come una montagna. Aggiungo un altro secondo elemento, perché è importante. Quello che è capitato può capitare in ogni luogo, e te lo dico perché. Perché la mamma dei cretini è sempre incinta, alle volte il parto è gemellare. Quindi la persona disturbata puoi trovarla in qualsiasi parte. Perché? Non è una giustificazione, è capire le cause. Perché? Perché ha litigato a casa, perché i figli non funzionano bene, perché la moglie non funziona bene o il marito, eccetera, perché hai il figlio tossicodipendente, perché sei in difficoltà economica. Tutto questo non giustifica l'atto di violenza, ma ci fa capire che può capitare, laddove c'è una fragilità di una persona, come si dice, in termine tecnico si dice il passaggio all'atto. È come dire, guarda, ti ucciderei, no? E chi non sa distinguere la fantasia dalla realtà, dopo passa all'atto e lo fa sul serio. Allora, questa cosa qua può accadere persino, adesso all'Isra, ma cosa è che fa la differenza tra una situazione, tra le diverse situazioni, non voglio dire meglio o peggio, non è questo, è un'organizzazione sensibile che rileva il fatto. Perché se uno ha un colpo di matto e fa una stupidaggine, che può capitare a ognuno di noi, ci deve essere attorno un'organizzazione non omertosa che alza il braccio, intanto interviene per impedire, intanto mette in salvaguardia la persona non autosufficiente, ma alza il braccio e segnala la situazione, perché la salute organizzativa è questa, non che se telecamere che tegna, perché se te mi mette una telecamera sul corridoio faccio la stupidaggine dentro in bagno, ma poi
la tua dignità di persona non autosufficiente la metti sotto la telecamera, scusami. Ma è a circuito chiuso, le guardano solo gli addetti ai lavori. Ah sì, e allora intanto che mi cambiano il pannolone, d'accordo? E se tutti gli operatori che vanno al circuito chiuso, non mi parli dignitoso. Sai che non sono d'accordo su questo, io le metterei su tutte le stanze le telecamere. Sì, ma dappertutto, allora nelle case, dappertutto, un grande fratello. No, là c'è la fragilità. Guarda che nelle donne la violenza maggiore viene perpetrata all'interno delle case. Questo è vero, ma qua allora parliamo di fragilità Ma non completa. possiamo parlare di uno stato di polizia. Quello che dobbiamo fare è invece alzare il livello della sensibilità. Sai quali sono le telecamere che metterei io? Quelle degli occhi delle persone che vedono e che segnalano. Non bastano. Lei ha visto, è successo a San Donà, è risuccesso a Cesana, è successo in altre realtà. Allora, Torelli, cosa ne pensa? Io cito anche questa mamma, anche perché poi c'è un filo conduttore su quello che abbiamo detto, che ha perso questo adorato figlio, che ha bussato a tutte le porte, almeno così lei dice, e nessuno le ha dato conforto e risposta. Questo figlio uscito dalla comunità non basta, perché nel momento che si esce, se non hai la persona che ti prende per mano e ti accompagna su un altro percorso, è come se tu la comunità non l'avessi fatta. Tanto è vero che ce l'ho con le panchine, inutile che facciamo le panchine se poi non c'è il dopo panchina. La mamma vuole la fontana, inutile che facciamo le fontane se poi non c'è il dopo il fontana. E cos'è il dopo il fontana? Investire nelle fragilità. Quelle, perché come dice giustamente il direttore Pavan, il nemico può essere dietro l'angolo. Sono squilibrati, persone che non riescono a entrare nelle strutture, famiglie che non sono in grado di gestire queste situazioni. Allora Torelli, lei è importante come ruolo, ecco, queste pari opportunità, questa opportunità di dare anche a queste donne la possibilità di vedere questa luce nel tunnel. Ma come? Non si può sentire io ho bussato a tutte le porte e ho trovato veramente tutte le porte chiuse. I servizi sociali non funzionano, lei lo sa come la penso, è inutile che me la girano, chiudono ancora il venerdì alle 13, abbiamo i ristoranti, ospedali aperti, RSA, e il servizio sociale mi chiude alle 13 del pomeriggio, ma non se ne parla. Ma questo è quello che non si riesce a capire. Si vuole andare avanti o si vuole stare sempre un passo al lato, un passo indietro e mai in avanti? Prego Torelli. Grazie. Questo è il tema centrale. Le pari opportunità devono diventare un driver per tutte le politiche, perché se vogliamo che le donne partecipino pienamente alla vita sociale come gli uomini, dobbiamo aiutarle come società con servizi adeguati a svolgere sia il loro lavoro e carico di cura, perché io credo che quella madre non volesse disinteressarsi del figlio, ma volesse un aiuto per se stessa e per il figlio, che non gli è stato dato. Bisogna ricordarsi che le donne da sole non sempre e comunque non dobbiamo dare per scontato che abbiano sempre la forza di fare da sole. I servizi sociali per me sono essenziali, ma devono essere pensati veramente di supporto. Quindi un servizio sociale che chiude alle 13, il centro per l'Alzheimer che ha un orario ben definito, come l'asilo nido o il dopo scuola, cioè tutti quei luoghi che aiutano uomini e donne, perché poi aiutano anche gli uomini, anche se tuttora il carico di cura è più sulle donne, a assistere persone fragili, bambini non sono ancora fragili, ma diciamo sono in una situazione che hanno bisogno di cure intensive, come gli anziani, come soggetti che in qualche modo si sono persi, hanno un momento di difficoltà, come può essere stato questo ragazzo, devono essere pensati per dare la possibilità alle donne di essere presenti nella società civile, nel mercato del lavoro, ma anche occuparsi di politica, occuparsi di sindacato. Devono poter e anche di magari associazionismo, devono potersi esprimere a 360 gradi. E oggi la carenza di servizi sociali o servizi sociali che non sono pensati in questa ottica
porta a questi risultati. Lei si rende conto che questa donna viveva al freddo, che non aveva neppure i soldi da pagare le bollette, cercava di aiutare questo ragazzo, addirittura andava a prenderlo col taxi perché aveva il terrore che poi incontrasse le compagnie che sicuramente lui incontrava, nel silenzio assoluto di tutta la comunità. Perché la comunità come fa a intervenire? Perché è facile dire il vicino deve dire, deve telefonare, deve fare da sentinella. Non è mica proprio così semplice e così facile, visto che siamo nel profondo nord e tutti quanti ci chiudiamo in casa e non vogliamo vedere e sentire il famoso Minovò combatta. Guardi che c'è questo Minovò combatta, come c'è il razzismo, Torelli. Qualcuno ha il coraggio di dire che non è vero. Io ho avuto gli studenti qua del Sansovino con una ragazza di colore e gliel'ho chiesto e lei ha detto che è vero che c'è il razzismo e i suoi compagni hanno detto che è vero che siamo anche razzisti. Perché bisogna sempre nascondere quello che siamo? Siamo una parte di buoni, di bravi, ma abbiamo anche una parte di noi che non è né buona né brava, e il diverso è visto come un ostacolo, una persona che fa solo del male, che non si può mantenere, che non dobbiamo dar lavoro, che non dobbiamo dar la casa. Basta vedere che ci sono persone con stipendi, con lavoro regolare che non riescono a trovare la casa. Secondo lei, direttore, dobbiamo cambiare anche noi un pochino il modo di vedere e di aiutare, perché ho capito che c'è l'associazionismo, però c'è un'altra parte detta da questi studenti e non solo loro che ancora non si riesce a capire bene dove va, anche perché sentiamo dire ormai che i femminicidi e le azioni violente sono fatte esclusivamente, quasi sempre, da ragazzi di seconda generazione. Prego, direttore. Il primo elemento di riflessione è che si pone sempre l'accento sulla donna. Il vero problema è l'uomo. Cioè, il vero problema non è la donna, è l'uomo. Si dice persino della prostituzione, no? Si dice il primo mestiere, no? più antico del mondo, no? E io penso che invece sia un problema dell'uomo, il mestiere più antico, perché se un uomo per fare l'amore deve pagare, vuol dire che è preso male, vuol dire che ha dei problemi. E allora, voglio dire, il problema sostanziale sta nell'uomo. Dopo i servizi devono aiutare la parte fragile, che è la donna in questo caso, perché subisce in un mondo maschilista. Adriana da Crocetta, poi continuiamo. Vai Adriana. Adriana? Non la sento. Prego, direttore. È ovvio che agiamo in un mondo maschilista. Secondo elemento, parliamo tanto di comunità. Case di comunità, infermieri di comunità, ospedali di comunità, ma la comunità in una società capitalistica fino all'inverosimile è centrata, l'unica comunità sono i soldi. Non c'è altro. Allora noi parliamo di comunità in una comunità che non c'è. E allora dovremmo interrogarci che cosa trasforma una micro società, un piccolo quartiere, non una città, perché le comunità sono anche i rapporti che hai col vicinato, ad esempio. Allora che cosa trasforma le individualità in comunità? Cioè in relazioni umane tra le persone multigenerazionali, dove se ti serve il sale sai dove andarlo a prendere, d'accordo? E dove se hai qualche problema hai qualcuno con cui parlarne, che non è necessariamente lo specialista, no? Che certo deve esserci, ma non può essere un specialista per ogni persona, insomma, perché una società deve trovare all'interno della propria organizzazione quegli equilibri che consente alla stessa di andare avanti. Torelli, come commenta le parole del direttore Giorgio Pavan? Che me le ha tolte di bocca, nel senso che mi scuso per prima quando ho detto che sono le donne che subiscono, ma è ovvio, davo forse per scontato il tema che anche l'uomo potrebbe fare e fa poco, ecco, per motivi culturali di qualsiasi diciamo cultura abbiamo il fatto che
gli uomini si prendono meno cura delle persone e dei familiari. E questo è un problema, perché se già il carico fosse condiviso tra uomini e donne, si verrebbe a limitare le situazioni di difficoltà che hanno le donne in generale. Ecco. Quindi sono d'accordissimo. Non mi sembra però, Torelli, e lo dico anche al direttore Pavan, che forse siamo noi colpevoli che abbiamo diviso tra uomo, donna, bambino, bambina, invece di parlare di persone? Io non sento parlare di persone, io sento parlare sempre o maschile o femminile. E questo non va bene, perché veramente la violenza riguarda tutti. Non c'è niente da fare. Vediamo anche le baby gang, le così chiamate, che io non sopporto questo nome perché non sono né baby né gang, sono solo dei ragazzi allo sbaraglio che si sono fumati il cervello perché la droga gira a nastro, ha pochissimi soldi, famiglie che non vogliono vedere, non è inutile che vengano a raccontare non sapevo, ho bussato, no, tu ti devi fare aiutare. C'è tuo figlio, tu devi bussare a tutte le porte. Io non ci credo che non puoi essere aiutata. Il problema è che tuo figlio non vuole essere aiutato, e siccome tu sai che tuo figlio non riesci ad aiutarlo perché lui ti ha detto mamma finalmente sono libero, sto bene con me stesso, tu non riesci ad andare più avanti. Poi è facile dire ho bussato a tutte le porte. A quale porte hai bussato? Chi è che non ti ha risposto? Nome e cognome? No, bisogna anche iniziare a fare questo, perché sono là pagati per fare il loro lavoro, e il lavoro nel sociale è aiutare le famiglie in difficoltà. Questa è la verità. Però lei sa anche come la penso, che chi aiuta le fragilità, specialmente se non fa parte del cerchio magico, è visto male. Basta vedere cosa è successo anche a Villa Margherita, dove il sindaco aveva detto non chiuderemo più Villa Margherita è stata chiusa perché a qualcuno dava fastidio, e hanno copiato quello che si poteva copiare e se lo sono portati da un'altra parte. Capisce che non andiamo da nessuna parte, perché quando vuoi fare qualcosa, ecco qua la comunità, io faccio qualcosa per la comunità, però bisogna vedere, scusa, se la politica va bene. La politica non va bene, allora ti elimino. Perché? Perché stai facendo una cosa dove io ho interesse a portarlo da un'altra parte. Direttore, ma così non andiamo da nessuna parte. Lei faceva parte di questo progetto che riguardava tutte le fragilità e la comunità. Cosa è successo? Qualcuno ha detto manca una virgola, manca un punto, se chiude tutto abbiamo risolto il problema, ci siamo tolti di torno Mirella. Ma il problema, chi se ne frega di Mirella? Il problema è che colpisci le fragilità nel momento che cercavi di dare ascolto. Prego, direttore. Moriremo sepolti dalle carte e dalle burocrazie, non ce la facciamo francamente più. Mi viene da pensare PNRR, per fare un lavoro abbiamo 49 schede con 80 voci per ogni scheda. Cioè, ma a te sembra che una mente normale, no geniale, normale, possa partorire una cosa di questo tipo? Questi sono, parlo del PNRR, ad esempio, parte sociale, perché ci sono soldi ma ci stanno facendo diventare matti. Cioè le persone sono impiegate per compilare continui questionari enormi, lunghissimi. Io non lo so che filiera amministrativa c'è, ma ti dico questo perché quando entriamo nel sociale, nella sanità, non c'è una visione professionale che anticipa la questione, ma c'è una visione burocratico-amministrativa, cioè prevale, non sto dicendo che le persone, ma la visione burocratico-amministrativa seppellisce ogni più rosea stanno seppellendo intenzione. Anche il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Non è possibile, Torelli, che noi che facciamo volontariato dobbiamo girare col commercialista, dobbiamo pagare per fare volontariato. Non le sembra che c'è qualcosa che non ci torna nei conti? Cioè non riesco a capire dove si vuole andare a parare. Quando abbiamo visto anche con la pandemia l'importanza del volontariato, che rischiava anche la pelle per andare a portare a casa quei servizi, quei bisogni che le famiglie avevano bisogno.
Eppure diventa sempre più difficile senza nessuno che intervenga. Ma come? Il volontariato deve pagare per fare il volontariato, deve prendersi il commercialista, l'avvocato, come dice lui, una burocrazia che sta uccidendo perché molti non ce l'hanno fatta, hanno lasciato. Si cambia nome, ma come si dice sempre, cambia il maestro, ma l'orchestra è sempre quella perché non vediamo risultati. Torelli, in regione come gira? Questi numeri, se hai 10 persone se puoi partecipare al tavolo, se ne hai 7 non puoi partecipare al tavolo. Magari quei 7 sono più bravi dei 10 che ci sono. Capisce che coi numeri non andiamo da nessuna parte ed è molto pericoloso questo gioco. Prego Torelli. Coi numeri non si va molto lontano se non si abbinano a un senso etico profondo. Purtroppo, come in moltissimi settori, ma anche nel volontariato, può essere successo in passato che qualcuno abbia usato il volontariato per scopi personali, per arricchirsi. Può essere uno su mille, ma questo scarso senso etico di quell'unica persona in Italia solitamente si trasforma in un inasprimento delle norme, che sono norme in realtà poste a controllo, non controllo delle associazioni, ma controllo che le associazioni facciano quello per cui sono nate. E questo noi lo scontiamo in tutti i settori della società. In tutti i settori della società lavoriamo forse meno su sviluppare un senso di etica e più su imporre delle norme, perché qualcuno ha imbrogliato. È direi un male atavico e non riguarda solo l'associazionismo. Allora andiamo a vedere anche questo presepe proprio che è stato fatto a Villa Margherita per Giulia, per la povera Giulia, ma rappresentava un presepe per tutte queste donne che sono morte. Questo papà, questo Gino Cecchettin che ce la sta mettendo tutta, però avete visto anche ieri è successo un altro femminicidio, perché tu puoi essere il più bravo del mondo, ma se la politica non si mette a capire che forse ci vogliono la certezza delle pene e delle regole più severe, qui non si va da nessuna parte. Andiamo a vedere. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un po' quando riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire ed accettare l'invito inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio dalla loro esperienza ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo, Giulia, ma ormai il presepe è qualcosa di fuori tempo, no? Ricordo, ma perché li vuoi vedere? No, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Vi ringrazio ancora tutti della vostra testimonianza e
un buon Natale. Torelli, belle parole, l'impegno è grande, ci crede, però qui la politica deve intervenire, non si può più continuare a costruire e investire su queste strutture per le donne. Noi dobbiamo investire su queste strutture per le persone che sono fuori di testa e quando c'è una denuncia si deve intervenire, non aspettare, si deve intervenire. Perché, ripeto, la denuncia è seguita da tante minacce, da tante percosse, non è la prima volta, la donna non va per la prima volta a denunciare, non funziona così, non siamo così. Dobbiamo, certe di noi, devono arrivare queste donne al limite per dire basta. Allora, nel momento che dice basta, non la tuteliamo, Torelli. Questo è il problema. Continuiamo a parlare invece di intervenire. Adesso si sono ancora incentivati questi aiuti a questi centri per queste donne, ma per gli uomini cosa facciamo? Li lasciamo là nelle loro case tranquilli e beati? In attesa che vanno a sfregiare, che vanno a colpire ancora, perché tanto qual è il problema? Prego. È quello che stavo dicendo prima. Bisogna potenziare le risorse per gestire soggetti maltrattanti. Abbiamo degli strumenti, ad esempio braccialetto elettronico, la possibilità di non invitare, che poi in alcuni casi è un obbligo, o comunque un invito a rivolgersi ai centri per soggetti maltrattanti, lavorando con questi soggetti. Se dessimo spazio e più spazio, si parla sempre dei centri donna, moltissime volte vengono invitati agli eventi esponenti dei centri donna. Iniziamo a invitare gli esponenti dei centri maltrattanti. Io le volte che ho sentito parlare queste persone mi sono resa conto dell'incredibile lavoro che fanno. Gli uomini si rivolgono ai centri maltrattanti in percentuale minima quando insieme alla moglie capiscono, o la compagna capiscono di avere un problema, e per affetto anche di questa compagna si rendono conto che le modalità con cui lo stanno dimostrando, perché secondo loro manifestano affetto, non sono adeguate, e insieme vanno nel centro maltrattante. Questi soggetti quasi sempre vengono aiutati con successo a riprendere una vita di relazione di amore e di affetto e non di botte di violenza. Poi ci sono quelli che vengono inviati al centro per soggetti maltrattanti, perché così possono avere uno sconto di pena, perché così il giudice ne tiene in considerazione quando c'è un processo in corso. Questi hanno una minor predisposizione, ma anche su questi, ad avviso di chi opera nei centri maltrattanti, è possibile fare un'azione. Sono percorsi lunghi, sono percorsi di almeno 2 anni. Questo è l'orizzonte per far sì che un soggetto maltrattante, questo non vuol dire che non deve essere punito secondo la nostra legge, ma non bastano le punizioni, bisogna operare anche sulla loro predisposizione, perché se no, una volta che hanno anche scontato la pena, non c'è nessuna garanzia che non riprendano le vecchie abitudini. E in Italia non abbiamo un sistema carcerario che permette di mettere le persone in carcere e buttare via la chiave. Non lo si fa per nessuno, abbiamo dei principi costituzionali che vietano questo, quindi anche per i soggetti maltrattanti si applica questo principio. È importante lavorare su di loro, bisogna dare soldi e spazio e ascoltare chi lavora con questi soggetti. Sentiamo come commenta il direttore Pavan le parole del consigliere Torelli. Sono completamente d'accordo, perché da una parte vanno colpiti e dall'altra vanno, tra virgolette, rieducati o comunque aiutati, diciamo, a emanciparsi, perché il tema della punizione di un reato è un tema di giustizia, diciamo, e di diritto, perché non possiamo farne a meno, ma la punizione di per sé, voglio dire, non basta, bisogna fare un lavoro parallelo. Volevo chiedere una cosa alla Presidente Torelli, che era questo. È evidente che
Noi dal nostro punto di vista siamo abituati a scaricare tutto sulla politica, lei in qualche maniera rappresenta la politica, no? E allora direi, come Presidente alla fine di un mandato di 5 anni, insomma, come Presidente regionale da pari opportunità, quindi un settore nevralgico da questo punto di vista, di cosa si riterrebbe soddisfatta come Presidente di questa Commissione? Perché poi abbiamo detto più volte, per fare le cose ci vuole un chiaro impegno politico seguito da un chiaro investimento economico che è conseguente alle dichiarazioni. Se no dichiariamo belle cose, ma se poi non investiamo, il governo adesso mette 1.000 euro per ogni figlio, no? Su nuova finanziaria, ma se uno pensa che in Italia uno faccia un figlio per prendere 1.000 euro, magari uno dice un po' aiuta, però come dire, la denatalità non la sconfiggi, a mio modesto avviso, con 1.000 euro, insomma non è quello il problema. Ma non voglio cambiare asse del discorso. Chiedo alla dottoressa Torelli, no? Qual è il segnale politico che a livello regionale noi potremmo attenderci da questo punto di vista? Dal punto di vista della Presidente, diciamo così, dal punto di vista più alto per quanto mi riguarda della nostra regione, qual è il messaggio politico forte che potrebbe cambiare un po' la strada da questo punto di vista? Bella domanda, Torelli. È una bella domanda, ma mi dispiace deludervi, non sono io la persona che può rispondere, nel senso che mi rendo conto che l'assetto istituzionale non aiuta, ma la Presidente della Commissione regionale delle pari opportunità non sono io, è la dottoressa Zanella. Ed è questo l'organismo, quindi la Commissione regionale pari opportunità, che è più vicina alla Giunta rispetto alla mia istituzione. La consigliera di parità regionale ha una nomina che proviene direttamente dal Ministero del Lavoro e per assurdo io ho dei compiti di controllo anche rispetto alla Regione Veneto. Quindi ho una posizione indipendente, poi la Regione collaboro strettamente con l'ente e l'ente mi deve mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie per svolgere il mio ruolo. Però cerco di rispondere comunque, nel senso che tutte le volte che io ne ho la possibilità, tramite l'assessorato al lavoro faccio presente di quali possono essere delle soluzioni che possono aiutare a creare una cultura diversa, una cultura di pari opportunità, una cultura in cui la violenza non sia una delle prime risposte, perché sembra di stare andando in quella direzione. Quindi mi adopero in questo senso, ma non sono io l'organismo politico. Il problema è, Torelli, che non sappiamo chi è l'organismo politico, perché io anzi chiederò il suo aiuto perché ne ho bisogno, ma non io ho bisogno. C'è questa orchestra veneta di ragazzi dai 12 ai 22 anni, un'orchestra meravigliosa, vediamo poi se la regia riesce a prendermene proprio un piccolo pezzetto che gliela voglio far vedere, di ragazzi che da me intervistati dicono agli altri ragazzi, non si distingue tra ragazze e ragazzi, cercate di arrivare alla musica, alla cultura, cercate di capire cos'è uno strumento, cercate di capire che percorso bellissimo potete fare anche conoscendo gli strumenti. Questa orchestra, che è quello che la tiene in piedi, è un mio carissimo amico, che ha grossi anche problemi di salute, ha avuto al Teatro Comunale, fortunatamente a ottobre, fine novembre, la possibilità di esibirsi. Sa che non c'era nessuno, a parte i genitori, a parte i nonni. I giornali non hanno scritto una riga, nessun giornale, Torelli. Se io non andavo a riprendere tutta la serata, nessuno avrebbe saputo di questo concerto se non gli addetti ai lavori. Ed era una serata dedicata alla donazione degli organi, pensate.
la banca dei tessuti, l'Aido. Allora io guardavo questi ragazzi e mi guardavo attorno, c'era un assessore per sbaglio e basta. Non c'erano le scuole, non c'erano i professori. Io capisco che magari tutti avevano anche problemi, per carità, ma una rappresentanza per dare soddisfazione a questi ragazzi, per dire guardate che vi stiamo seguendo, vi stiamo ascoltando, perché questi sono i premi che loro vogliono, perché in quel momento loro sono protagonisti e noi siamo ad ascoltare. Ma se dopo l'ascolto non arriva il messaggio, guarda che ti ho visto, guarda che sei stato bravo, non andiamo da nessuna parte. E dove facciamo l'ascolto e la visibilità? A questi ragazzi che ne fanno di tutti i colori, pochissimi rispetto a quelli bravi, però facciamo vedere quelli, in maniera che creiamo paura alle persone, non abbiamo più voglia di uscire alle 4 del pomeriggio perché troviamo il nemico dietro l'angolo, sono quei ragazzi là, sono quei balordi là, sono quei spacciatori là. Abbiamo i carceri minorili strapieni di questi ragazzi, cosa fanno su queste carceri? Vorrei capirlo, che gli stessi addetti ai lavori, i direttori delle carceri che ho avuto ospiti dicono guardate che il carcere non risolve il problema, anzi. Eppure continuiamo a non capire. E allora vediamo se il nostro bravissimo regista Italo Morao ha trovato un pezzetto di questa orchestra, voglio fargliela vedere perché ha chiesto aiuto alla regione, dottoressa Torelli. Non ha avuto un centesimo, però 240.000 euro per fare una dama ci sono, per la castagna, per il vino, per il Natale, e loro si sono visti dire di no. Certo. Però poi a San Vendemiano c'è un'altra orchestra, non sapevo, un'altra mini orchestra veneta. Ci sono in giro, ma io devo fare parte del cerchio magico per capire che sono brava, che merito di avere qualcosa anch'io per andare avanti. Pensi, dottoressa Torelli, che su questa orchestra sono passati più di 1000 ragazzi. Più di 1000 ragazzi. La conosco bene. Ecco, il dottor Pavandi ce la conosce bene. E anche il presidente, che è anche un mio amico. Perciò sto dicendo una cosa vera. Ma le sembra che siano questi i messaggi? Io dico che nel periodo di Natale, in tutte le piazze, in tutti i luoghi di Treviso e non solo, noi dovevamo contrapporre a queste maledette baby gang, così le chiamano, queste orchestre. Di fronte a questi ragazzi vanno messi questi ragazzi. Certo. Guardate che ci siamo anche noi, che siamo bravi, educati e rispettosi. E no, invece non diamo neppure lo spazio per suonare. Per fortuna che hanno trovato questa chiesa che li ha ospitati, se no a Natale non sapevano dove andare a suonare. Ma le sembra una cosa normale? Andiamo a sentire la direttrice artistica. Allora, cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia, ecco, allora, che lei ci presenterà, sì. Prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra credo da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco. Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Ecegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici che magari nascoste, che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per
riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Troian. Il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle, effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi giovani, e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi. Grazie, veramente grazie soprattutto per questo messaggio. Io sono convinta che se ascoltiamo di più questi giovani, li attenzioniamo di più, forse avremo tanti bravi giovani. E adesso andiamo dal prof, ci avviciniamo al professore, che onore esserle vicino. Allora anche lei che messaggio vuole dare a questi giovani? Si parla molto di baby gang, di ragazzi deviati, lei invece è l'opposto, cosa vuole dire, professore? Sicuramente realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica, perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore. Insomma, fare musica insieme non è per niente scontato, cioè ognuno... Un assaggio ci voleva per far capire l'importanza delle parole che ho detto. Non trovano sponsor, fanno fatica a respirare, non ce la fanno più, l'ha detto il presidente qui ospite. Torelli, cosa vuole dire? Organizziamo un bel evento con questi ragazzi, se lo meritano tutti, se la merita questo presidente che con tutte le sue forze sta cercando di portare avanti, che non finisca là questa orchestra. Prego Torelli. Sarebbe assolutamente auspicabile ed è l'unica risposta concreta, immediata rispetto ad altri fenomeni. Io mi permetto di rubare però 2 minuti, scusatemi, relativamente a 2 cose che sono state dette. Quando vi ho detto che pari opportunità deve diventare un concetto che ci permea, la direttrice dell'orchestra ha presentato uno degli elementi, il ragazzo, il professore, con nome e cognome. Ha presentato l'altra musicista solo col nome. Dobbiamo iniziare da qui, a trattare donne e uomini nella stessa maniera. Non c'è nome e cognome per l'uomo e solo nome per la donna. Secondo appunto, se posso, la madre dei cretini è sempre incinta. Io non vorrei più sentirle queste frasi, lo so che era detto in senso buono, è un modo che abbiamo per dire che purtroppo ci sono tanti cretini, ma dobbiamo usare un altro termine, perché quando io dico la madre dei cretini è sempre incinta, in qualche modo responsabilizzo la donna. Dottor Pavana, lei il Chapeau, accetto
accetto la critica, ovvio che era in senso stereotipato, però lo stereotipo ci affossa, quindi accetto il suggerimento della Presidente e lo faccio mio e insisto anche per le declinazioni al maschile e al femminile di tutte le professioni, anche per quelle professioni che suonano male i primi 3 mesi, ma dal quarto in poi suonano tranquillamente. È proprio il riconoscere l'identità per ogni uomo e per ogni donna che fa le diverse professioni, quindi completamente d'accordo. Vediamo se c'è ancora il nostro Livio in linea. Livio? Ciao Mirella, saluto bravo, i tuoi Livio. ospiti. Sai che poi la Mirella alla fine riesce a darvi la parola. Mi dispiace per Adriana, vai Livio. Sì, grazie, non preoccuparti. Grazie. Saluto il direttore Pavan e la signora della Regione Veneto, di cui non ricordo il nome. A proposito di pari opportunità, volevo chiedere alla professoressa Torelli, cosa è stato fatto nell'ambito lavorativo tra uomo e donna, che si parlava tanto a parità di compito, anche parità di stipendio, non se ne è più sentito parlare. Vi ringrazio e vi auguro buon anno. Grazie a te Livio anche per la pazienza di aspettare. Prego Torelli. Questa volta potrei dire che non se ne sente più parlare perché ci sono anche delle azioni concrete, cioè forse quest'anno abbiamo fatto di più e parlato di meno. Ci sono 2 strumenti molto importanti. Uno è la certificazione sulla parità di genere, per cui le aziende possono organizzarsi, garantire una parità anche sotto il profilo retributivo fra uomini e donne ed essere riconosciute per questa situazione. La Regione Veneto inoltre ha emanato una legge nel 2022 proprio sull'equità retributiva e prevede che le aziende che dimostrano di pagare nella stessa maniera uomini e donne possano considerarsi virtuose e essere inserite in un registro delle aziende virtuose. Inoltre abbiamo nel 2026 andrà in applicazione una direttiva della Comunità Europea che prevede per tutti i datori di lavoro l'obbligo di fornire l'indicazione del valore medio delle retribuzioni per qualifica distinto fra uomini e donne, in maniera tale che chiunque all'interno della propria azienda, sia uomo sia donna, possa verificare se lo stipendio che riceve è più alto o più basso della media e rispetto all'altro genere, a quello che prende l'altro genere. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, poi saluto gli ospiti. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Per quanto riguarda le pari opportunità, voglio solo rendere noto dei dati. No? Negli Stati Uniti la benzina la pagano 0,80 al litro, qui noi la paghiamo 1,90. Negli Stati Uniti l'elettricità la pagano 150 euro al megawatt, qui noi la paghiamo 430 euro al megawatt, 33 volte in più, grazie alle privatizzazioni che ci sono state fatte e i dividendi da pagare, che avevamo l'ENI che era nostra. Il gas metano, qui negli Stati Uniti lo pagano 38 euro al megawatt, qua noi il gas lo paghiamo 160 euro al megawatt, 4 volte in più. Il reddito medio negli Stati Uniti è di 62.200 euro. Qui da noi il reddito medio è di 32.500 euro, metà. E prendiamo metà e paghiamo tutto 3-4 volte in più. Allora, adesso che avete messo, che la Lega ha messo queste multe, che uno si prende anche una multa, è rovinata con una multa. Non capisco mica di che pari opportunità state parlando, perché a me sembra che conviene di più scappare via da questo Veneto. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche Claudio da Marano Vicentino. Allora, dottor Pavan, come ci saluta? Cosa vuole dire? Io so che lei molte volte ha chiesto aiuto alla Regione per avere la possibilità di dare anche più servizi, più opportunità a queste RSA. Adesso una delle massime dirigenti cosa vuole chiedere? Intanto nella pubblica amministrazione le retribuzioni sono ovviamente e necessariamente paritarie.
Semmai c'è un problema di chi fa il capo e di chi ha la progressione di carriera. Anche nelle pubbliche amministrazioni come nelle società private il tema della maternità non è sufficientemente supportato, nel senso che se la maternità diventa un ostacolo alla progressione di carriera di una donna, questo è un grande problema da superare nella cultura e anche nell'economia. Quello che noi chiediamo è l'attenzione ai più deboli. Una società è una buona società non se ci sono tante Porsche, ma se ci sono pochi poveri, poche donne maltrattate, pochi anziani abbandonati. E quindi la misura della nostra società deve essere una misura su chi sta peggio. Dottoressa Torelli, come ci saluta, cosa vuole dire al dottor Pavan e a tante le persone che la stanno ascoltando da casa? Innanzitutto che l'anno che viene sia carico di novità positive, che porti maggior solidarietà, che ci aiuti a cambiare il livello di sentimento di appartenenza a una comunità, perché forse in questo momento è una parola che abbiamo spesso in bocca ma senza essere pienamente consapevoli nei gesti concreti che facciamo, possiamo metterla in atto. Saluto il dottor Pavan, sono stata molto contenta di averlo conosciuto, mi è piaciuta molto la risposta che mi ha dato perché non è banale e io mi sono permessa di farlo proprio per far vedere come può succedere, proprio perché è qualcosa di intrinseco nella nostra cultura, qualche scivolone a tutti noi. L'auspicio è: stiamo allerta, stiamo attenti, iniziamo a cambiare le parole, il linguaggio, questo porterà a un cambiamento nella cultura. Grazie alla dottoressa Francesca Torelli, pari opportunità della Regione Veneto, grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso, di essere state con noi. Buon Natale, buone feste, anche se il Natale è passato, io non lo terminerei mai perché è la festa più bella del mondo, anche con gravi problemi purtroppo di povertà. Io domani avrò il banco solidale aperto e devo dire la verità che quello che vedo fa rabbrividire, questa è la verità. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Simone Padoan, esperto di rapporti commerciali Italia-Estero, così capiremo qualcosa, ma da persone competenti, preparate, che sanno cosa dire del tema che toccheremo, che è un tema veramente delicato, perché tocchiamo le fragilità, quelle che hanno perso il posto del lavoro, queste fabbriche, quelle piccoline soprattutto che non riescono più a respirare. Ecco, queste grandi multinazionali che hanno portato via tutta la polpa e hanno lasciato le carcasse nel silenzio assoluto della politica che ha permesso di fare questo. E saluto anche Stefano De Pieri, sindaco di Chiarano. Perché? Perché voi sapete che poi quando una persona è in difficoltà dove va?
va dal sindaco per cercare di essere aiutata. Allora, Simone Padovan, com'è la situazione, dottor Padovan? Cosa ci dice queste luccichio, queste feste, questa neve, questo prosecco stappato, questi cenoni fra poco? Com'è la situazione? Allora, diciamo che dal punto di vista europeo la situazione in questo momento è un po' preoccupante. Dal punto di vista politico stiamo attraversando delle crisi importanti, la Francia, la Romania, la Germania andrà al voto anticipato a febbraio e fuori dall'Europa comunque ci sono dei movimenti che impatteranno su quello che è il nostro futuro, prima di tutti le elezioni degli Stati Uniti con Trump che entrerà effettivamente in carica. Contemporaneamente stiamo vedendo che la Germania ha subito un grosso calo della produzione industriale e il calo della produzione industriale tedesco sta avendo anche degli effetti ovviamente sull'Italia, controbilanciati in qualche misura da un export che quest'anno è stato tra virgolette da record, però sostanzialmente ci sono dei campanelli d'allarme molto importanti su cui stare un attimino attenti e ragionare. Se può servire ho preparato dei cartelli, sì, li guardiamo, che possiamo dare un'occhiata quindi di fatto alla tavola numero 1 che è quella che fa un paragone tra il valore della produzione industriale della Germania con quello dell'Italia. E c'è un prima e un dopo, c'è una situazione prima del Covid in cui la Germania era abituata ad avere una produzione industriale che era quasi doppia rispetto a quella italiana. Un picco di caduta che è stato quello del 2020 che però in realtà è stato ampiamente recuperato dalla Germania. Poi nel 2022, che è stato un anno record per la Germania, è iniziata la guerra dell'Ucraina e questo ha avuto un impatto devastante per la Germania che ha perso il 25% del valore della produzione industriale. L'Italia contemporaneamente in realtà è partita da una situazione che era comunque di calo perché di fatto il 2019 è stato il terzo anno di calo di seguito nella produzione industriale, poi in realtà col Covid ha cominciato a aumentare. Nell'anno del Covid c'è stato un piccolo aumento della produzione industriale, però comunque nel passaggio dal 2022 al 2023 c'è stato un calo. I settori industriali in cui questi cali si sono avvertiti sono anche i principali settori industriali sia della Germania che dell'Italia, perché l'Italia e Germania sono sostanzialmente gemelle, anche se il valore della produzione italiana è più basso. Comunque il primo settore è quello della meccanica sia quella diciamo a basso valore aggiunto, quindi lavorazioni metalliche, sia invece quella ad alto valore aggiunto, quella con la produzione di macchinari. Stiamo parlando di circa il 33-35% della produzione industriale sia della Germania che dell'Italia. Prodotti alimentari 16% sia in Germania che in Italia. Poi seguono altri settori, tutta la produzione chimica è il terzo settore, poi il quarto settore è l'automotive. Qui comincia a dividersi la Germania dall'Italia, l'Italia comincia a perseguire dei settori industriali che hanno un valore aggiunto un po' più basso, come quello del settore tessile piuttosto che quello dei mobili, invece la Germania continua nei settori tecnologici, per cui per esempio l'elettronica è un settore ancora molto importante, mentre per l'Italia è abbastanza trascurabile. E in entrambi, quindi l'Italia e la Germania sono gemelli per certi aspetti, l'impatto che c'è stato economico per la Germania importante della guerra poi si è trascinato anche in Italia. Questa cosa poi la vedremo anche per quelli che sono i rapporti tra import ed export dei due paesi. Possiamo dare un'occhiata alla tavola numero 2 che è la tavola che riguarda i rapporti dell'Italia, che non è questa, è un'altra? È la tavola numero 2, esatto. Eccola qua. Sostanzialmente le righe verdi sono l'export verso il paese di destinazione, le righe rosse sono l'import diciamo lo spessore della riga è proporzionale al volume di denari che viene movimentata. E vediamo che sostanzialmente l'Italia è un paese che ha 840 miliardi di produzione industriale, ha circa 500 miliardi di importazioni, oltre 600 miliardi di esportazioni. Le righe più grosse sono con la Germania. La Germania è in assoluto il primo partner commerciale dell'Italia, di gran lunga il primo partner commerciale, sia per quanto riguarda l'import che sia per quanto riguarda l'export. Secondo partner all'interno dell'Europa è la Francia. Fuori dall'Unione Europea i due partner sono da una parte la Cina, che è un paese da cui ci approvvigioniamo di materie prime, di semilavorati, ma è il terzo paese da cui noi importiamo, quindi non è neanche il nostro fornitore principale, non l'è mai stato.
e contemporaneamente il primo mercato di destinazione all'estero è quello degli Stati Uniti. Quindi questi Stati Uniti che con Trump cominceranno ad applicare una politica di dazi doganali, per noi, per l'Italia, sono una minaccia importante. Problema. Perché se ne parla così poco, secondo lei, dottor Padovan? Perché non è ancora in carica, quindi non ha ancora fatto il danno. Sperano che cambi idea Non nel cambierà frattempo? idea, non cambierà idea. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco, perché poi tutto questo si percuoterà sul cittadino italiano, non c'è niente da fare, sul lavoratore, sulle imprese. E cosa faremo, sindaco? Verremo tutti a bussare dai sindaci perché non riusciremo più a fare la spesa, perché non riusciremo più a avere i servizi, questa denatalità che preoccupa questi giovani che non vedono la luce sul tunnel perché non riescono a capire che forse dovevano fare prima la formazione e non pretendere adesso che a 18 anni sia formato, che sappia fare tutto. Cosa sta succedendo, sindaco? Buongiorno, i soggetti che hai elencato sono tanti e tra i tanti vengono a bussare da noi sindaci, ovviamente poi ogni comune è una realtà a sé. Nel mio piccolo comune devo dire che in un certo senso la crisi dell'industria io l'ho sentita 3-4 anni fa con un tracollo di un paio di aziende di dimensioni abbastanza grandi, e qualche volta quindi anche i sindaci che vogliono le grandi aziende con i grandi numeri, poi quando si tratta di una crisi sono più sensibili. Devo dire che in questo periodo, dopo il Covid 2021-2022, io nel mio comune ho avuto anzi una ripresa delle attività, sono ritornate a investire non soltanto nel settore del legno, anche meccanica di precisione, quindi non tra virgolette generica, che lavora per alcune marche anche automobilistiche molto importanti, carpenteria metallica, quindi da quel punto di vista il mio comune fortunatamente non ha grandi problematiche, almeno per il momento. È ovvio che comunque noi come sindaci stiamo sempre attenti, riusciamo a far rete anche grazie all'ASL, quindi anche i pesi e le necessità vengono distribuite. È ovvio che comunque, a parte il lavoro, i giovani sì, è vero, a 18 anni bisogna ricambiare la mentalità, bisogna ritornare a che comunque i giovani non pensino, perché hanno studiato, di avere che il lavoro venga retribuito direttamente come se uno sapesse la Bibbia a memoria, ma che comunque anche nel lavoro c'è un determinato apprendimento. Quindi io parlo anche della mia esperienza da giovane. Io comunque, quando qualcuno chiedeva se uno sapeva fare qualcosa, alzavo la mano, non perché lo sapessi fare, ma perché lo facevo e imparavo, e tante volte anche gratis. E ho lavorato tante volte gratis pur di imparare. Dai giovani vedo che oggigiorno, ma forse è colpa anche dei genitori più dei giovani, no? Che i genitori sono, ma mio figlio ha studiato e quindi è giusto che venga retribuito. Non le sembra, sindaco, che forse, lo dico anche a Padovan, devo correre, scusate perché il tempo è tiranno, che forse dovevamo investire sulla prevenzione, che era la formazione? Perché adesso ci lamentiamo che non abbiamo queste figure. Ci lamentiamo che non siamo più il quarto paese industriale. Ci lamentiamo perché non riusciamo a capire quale lavoro possiamo fare, perché non abbiamo più niente. Non abbiamo più quell'humus che era nel nostro DNA, questa creatività, che da niente, anche adesso, fortunatamente abbiamo ancora qualcosa, è rimasto, che da niente riusciamo a creare il mondo, perché è così, siamo nati così. Eppure qualcuno non ascolta. Non ascolta, tanto è vero che è stato colpito chi? Il mondo dell'artigianato, che era proprio il cuore pulsante del paese, l'operaio. L'operaio è tutti bravi, ma se l'operaio non lavora, il CEO non può prendere tutto quello che prende, perché parte sempre dalla... Eppure l'operaio è l'ultima ruota del carro, 1.000-1.200 euro, lavori massacranti a volte. E soprattutto questa creatività, ecco, è quello che mi dà fastidio, questa creatività che è stata svenduta. Ai primi sintomi che l'azienda aveva di malessere, la paura, perché non avevano i punti d'appoggio. Ecco, è questo che io dico, Padovan, nel momento che le piccole aziende, il piccolo artigiano sentiva che lo scossone stava arrivando, ha chiuso, si è ritirato, oppure ha svenduto l'attività, perché non era in grado
di sopperire a questo botto che arrivava. E queste sono le associazioni di categoria che sono state latitanti. Lei sorride, non mi viene da piangere, però, perché questa è la verità. Prego, dottor Padoan. Sorrido perché, come ti ricordi, io sono stato per 16 anni vicepresidente e componente di giunta di un'associazione di categoria del settore industria, e quindi ho visto e ho vissuto, diciamo, il periodo della grande crisi che abbiamo avuto nel 2008-2014, perché per noi italiani è stata più lunga. È stato là il cuore della crisi. E quindi ho vissuto in prima persona all'interno del mondo dell'associazione di categoria la problematica del mondo che si evolve e della nostra impresa che in un qualche modo rimane indietro. Formazione è un argomento molto importante, è strategico, è fondamentale, però attenzione, l'Italia è atipica rispetto al resto del mondo, è l'unico paese che ha gli istituti professionali, il resto del mondo non ce li ha. E com'è che sono competitivi? Perché lo studente deve fare lo studente, deve diventare una persona capace, deve essere in grado di relazionarsi con il mondo che gli sta intorno. Quando ha finito di fare lo studente e diventa un adulto, a quel momento deve cominciare a capire che cosa fare della propria vita e deve cominciarsi a formare anche per un'attività di carattere professionale. Purtroppo noi in Italia abbiamo avuto tanti avvocati, pochi che hanno studiato materie tecnico-scientifiche, e questo poi si riflette anche in una materia prima che nel mondo dell'impresa fa più fatica ovviamente ad inserirsi. E dall'altra parte però è altrettanto vero che le stesse aziende hanno sottovalutato tutta la tematica che è quella del passaggio delle competenze tra generazioni. Hanno sottovalutato, dottor Padoan, o non erano all'altezza di capire che dovevano lasciare il passo alle nuove generazioni? Da una parte, essendo un tessuto di imprese, ricordiamoci che più del 60% della forza lavoro del settore industriale sta in aziende al di sotto delle 50 dipendenti in Italia, che è un'anomalia rispetto agli altri paesi. E quindi lì cade purtroppo in capo all'imprenditore, lui proprio personalmente, il fatto di capire o non capire se essere lui stesso adeguato, lui stesso adeguatamente formato per capire come sta andando il mondo, perché molto spesso l'imprenditore fa l'operaio di se stesso ma non fa il vero e proprio imprenditore. E questo poi si riflette sul fatto che poi non è in grado di trasferire competenze alle persone che lavorano con loro, ma non è in grado neanche di organizzare il loro lavoro. E dall'altra parte invece su aziende più strutturate noi abbiamo un problema grosso che si è avverato in Italia, abbiamo un buco generazionale, una generazione più in là con l'età che aveva le competenze che è andata in pensione prima della nuova generazione entrante. E quindi si è verificato un buco, non c'è stato il passaggio di consegne e la nuova generazione quindi è dal punto di vista di formazione scolastica è quello che deve essere, perché è uno studente che esce, però l'insegnante all'interno della scuola, della vita, cioè dell'azienda, non c'è. E quindi di fatto in Italia si è creato questo paradosso ed è un gap che deve essere recuperato. Ma che facendo formazione in azienda. Dottor Padoan, la colpa di chi è? Perché queste persone, come dice lei, o lavoravano o facevano i commercialisti, cioè non potevano stare in ufficio a vedere. Poi qualcuno diceva devi investire nell'azienda. Sì, ma come ha detto lei, per investire bisogna essere anche preparati. Non è che tu puoi investire del tuo se non sai bene le regole del mercato. E le regole del mercato sono pericolose, sono pericolosissime perché hai il nemico dietro l'angolo. Ma questo non si diceva. Il messaggio che passava era devi investire nell'azienda. Prego, Sindaco. Forse il Veneto ha anche un antico retaggio che deriva proprio dall'essere stata Repubblica Veneta, nel senso che quando è diventata ricca la Repubblica non ha più avuto quello slancio verso il mare, ma si è ritirata nell'entroterra nella ricchezza stabile. E tante volte i nostri imprenditori si sono, non dico adagiati, però quella formula funzionava, abbiamo continuato a produrre quello stesso pezzo per anni perché tanto comunque andava bene, si vendeva, finché poi si è scoperto quasi all'improvviso che il mercato stava cambiando, che qualcosa veniva richiesto di diverso e poi non c'è stata appunto la possibilità di far fronte a quelle nuove richieste. E forse ne abbiamo visti tanti di imprenditori che poi tutto sommato hanno chiuso proprio perché non sono riusciti ad andare avanti in quel mercato che comunque lo conoscevano ma che era rimasto con una mentalità di 20 anni fa.
come nel mondo contadino, mio nonno ha sempre fatto così, mio padre ha sempre fatto così e io continuo a fare così. Soltanto che sono passati anche in agricoltura 100 anni e bisogna sempre ricordare che l'agricoltura è sempre stato poi uno dei settori più tecnologici, quelli che ha sempre assorbito le nuove invenzioni, le nuove scoperte, ma che nel piccolo mondo contadino invece è rimasto sempre fermo, a parte l'acquisto dei trattori. Ma quelli e le quote bene, latte sì. le ricordiamo? Certo. No, perché bisogna anche ricordare quello che è successo a questi poveri agricoltori. Dall'altra parte i giovani, allora c'è stato appunto una cesura tra quello che è diciamo, la cultura, chiamiamola intellettuale, rispetto a quella che era la cultura manuale. C'è proprio un decadimento nel lavoro manuale, dove è nel lavoro manuale che si fa arte, si fa artigianato, mentre, ripeto, i laureati vanno benissimo, ne abbiamo bisogno, però il laureato poi tante volte non sa creare un pezzo di artigianato. E qua manca quel collegamento. Non è, dottor Padoan, dopo aver sentito quello che ha detto il sindaco De Pieri, che forse qualcuno non ci ha detto che il pericolo è dietro l'angolo? Quando aprivamo le nostre industrie, ospitavamo queste persone che venivano da altri paesi, che poi arrivavano con la macchinetta fotografica, copiavano, li ospitavamo negli alberghi, li facevamo fare shopping. Devo dire che questa è una leggenda. Detto, purtroppo questa è la leggenda che è passata, però. No, in realtà purtroppo devo dire, proprio per il fatto che ho dedicato tanti anni ai temi dei rapporti con l'estero, questa è stata per esempio tipica problematica che c'era di chiusura dell'impresa, che ne so, del settore del mobile, del settore della sedia. Io non faccio vedere il mio catalogo perché se no me lo copiano, però attenzione che in realtà l'Italia si è trovata davanti a questa situazione. Avevamo tanti produttori di sedie e di mobili che facevano la produzione del mobile e della sedia per conto di un soggetto estero. In realtà erano contoterzisti e quindi quello che loro facevano era fare di nuovo l'operaio di se stesso, perché in realtà il controllo del mercato era fatto da un altro operatore di mercato. Non è un caso che, voglio dire, negli anni 90 più del 50% dei mobili fatti in Europa venivano fatti in Italia, ma l'IKEA non è italiana. Quindi c'è stato un problema legato al fatto che non erano gli altri che copiavano, erano gli altri che organizzavano il mercato. Erano i imprenditori che invece non organizzavano il loro mercato. E di fatto, voglio dire, se noi guardiamo anche oggi, si vede di nuovo facendo il confronto tra la tavola che ho fatto vedere prima, la tavola 2, e la tavola 3 che invece riguarda l'import e l'export della Germania. Se riusciamo a vederla, abbiamo anche un grafico, no? Ricordiamoci, l'Italia aveva queste linee striminzite molto piccole, aveva sostanzialmente dei meccanismi in cui andava a vendere in alcuni paesi. Guardiamo la Germania invece quanto sono grosse queste linee. L'Italia produceva 834 miliardi di produzione industriale e ne esportava quasi 700 miliardi. Guardiamo invece la Germania, produce in una situazione di crisi comunque 1034 miliardi produzione industriale e esportazione 1500 miliardi, esporta molto di più di quello che produce. Perché, e vediamo anche queste righe, sono anche tutte bilanciate, esporta di più di quello che importa, quindi ci guadagna, no? Però i meccanismi sono tutti bilanciati, quindi la Germania è un paese che fa tanta produzione industriale ma soprattutto ha investito tanto nell'organizzazione del mercato. Ha investito tantissimo nella distribuzione. Infatti le più grandi catene commerciali, le più grandi catene di supermercati sono o francesi o tedesche, in particolare quelle tedesche, in tutto il mondo. Quindi di fatto noi vediamo che la Germania, che è un paese famoso per la sua produzione, ma in realtà ha investito molto di più nella parte strategica del proprio sviluppo. Qual è la grossa differenza tra la Germania e l'Italia dal punto di vista della struttura industriale? La Germania ha circa la metà delle aziende italiane, guarda caso quelle di grandi dimensioni più o meno lo stesso numero, guarda caso quelle attorno ai 250 addetti, la media impresa più o meno lo stesso numero. L'industria italiana esplode nella piccola e nella microimpresa.
Noi abbiamo avuto troppa frammentazione e questa frammentazione è nata anche per un'esigenza, per il fatto che ognuno cercava di sopravvivere, di arrangiarsi, però questo ha portato comunque ad una dispersione dell'investimento, perché investo io, investi tu, investe l'altro, ma investiamo tutti nella stessa cosa e contemporaneamente io devo avere l'amministrativa, tu devi avere l'amministrativa, l'altro deve avere l'amministrativa. Io devo fare tutte le pratiche che mi servono per gli obblighi di legge, tu devi farle. E quindi di fatto tutti questi costi si sono duplicati e invece che essere investimenti fatti nel controllare il mercato, fatti nel riuscire a fare l'attività commerciale vera e propria, fatti per essere presenti nei mercati esteri, la vendita tipica italiana è l'esportazione ex works, franco fabbrica, significa che è l'altro che compra da me, non che io vendo nell'altro mercato. Dottor Padoan, non le sembra invece che anche la Germania ha avuto la fortuna, per loro naturalmente, non per noi, di avere un'Angela Merkel che quando sedeva al tavolo è stata una benedizione portava a casa di tutto e di più, e noi non abbiamo mai avuto queste figure politiche che riuscivano a imporsi nel mercato, perché tu puoi farlo, però devi essere aiutato dalla politica. Le politiche anche monetarie sono importantissime. E noi è mancato questo e ci manca ancora questo, perché basta vedere, è inutile che ce la giriamo. Come ha detto lei, il 2025 è molto fumoso, non si sa come andrà a finire. Sindaco, ecco, lei come vede il 2025? Che segnali, ecco, che fiuto ha? Cosa sente? Io sono comunque positivo per il 2025, nonostante le Cassandre, anche perché l'Italia ce l'ha sempre fatta. Per quanto riguarda anche nel mio comune, come le dicevo, l'economia sta funzionando in vari settori. Non è vero, penso che non abbiamo avuto politici per gli anni 50, gli anni 60, noi abbiamo avuto politici che comunque hanno portato a casa, forse negli ultimi anni hanno portato a casa i nostri politici per accontentare un po' tutti, e quindi accontentare tutti, specialmente i piccoli. Non si è fatto poi una politica di un determinato indirizzo che serviva. Accontentare tutti i piccoli? Chi sono i piccoli? Allora, io dico sempre che la delocalizzazione l'abbiamo inventata noi veneti ancora negli anni 90, nel senso che era chilometro zero, quando l'imprenditore che aveva 10 o 15 operai ha smesso di avere gli operai e li ha trasformati in artigiani, quindi li ha mandati sul capannone a 200 metri, gli ha detto fatti la partita IVA, comprati la macchina, il leasing e produci, comincia a produrre per me. Oggigiorno abbiamo visto che comunque può essere stato un bene sicuramente per il Veneto avere tutte queste micro imprese per un determinato periodo, però non abbiamo avuto l'accortezza di riaddensare e anche come infrastrutture. Il piccolo andava bene su un territorio dove infrastrutture non ce n'erano, ma dovevamo pensare di cominciare a costruirle quando poi dovevamo averne ancora prima delle necessità. Adesso ne abbiamo una necessità, non abbiamo infrastrutture. Allora, dottor Padoan, come vede invece lei il 2025? Ormai siamo quasi in chiusura. Ecco, allora, noi abbiamo una fortuna. Il sindaco De Pieri dice le Cassandre non le voglio sentire, invece a Mirella piace tirare fuori le Cassandre, perché è quello che sento in giro, visto che abbiamo 6 milioni di poveri e non sappiamo come andrà a finire, questo mi preoccupa molto. Prego, dottor Padoan. In questo momento l'Italia ha una fortuna, indipendentemente, diciamo, da quello che è il credo politico di un elettore, ed è quella di avere un governo stabile. Un governo stabile che in Italia è sempre stata una rarità, nel senso ci sono stati... È sicuro che sia stabile, dottor Padoan? No, questo è un governo che andrà sicuramente fino al suo termine naturale ed è una rarità, probabilmente sarà il governo più lungo che c'è stato in Italia dalla Costituzione della Repubblica. Perché è un fatto positivo? Perché quando si ha a che fare con sviluppo economico e relazioni internazionali, la stabilità è la regola numero 1 per poter fare una pianificazione di qualsiasi natura. Tant'è vero che, voglio dire, per la prima volta vediamo che il Ministero del Made in Italy ha fatto prima il libro bianco, adesso sta facendo il libro verde della competitività dell'industria italiana, che è una cosa che prima non era mai stata fatta. Bello, buono, brutto, che vedremo quali sono i risultati, però c'è un'attività di pianificazione che prima non c'era, che in un qualche modo è stata messa a cantiere. A cosa ci serve questa stabilità? Ci serve a ragionare un attimino con meno paura e più mente fredda
le sfide che stanno arrivando per il 2025, che sono quelle di una Germania in crisi che deve trovare una propria stabilizzazione, e con l'arrivo di Trump, che invece avrà degli impatti diretti molto importanti sul futuro di tutto il mondo, non soltanto dell'Italia ma soprattutto dell'Europa. Anche lì, se vogliamo vedere, ho preparato questo cartello che è una foto emblematica. Questa è una foto che è stata scattata al G7 del Canada del 2018. Non a caso ho nominato Angela Merkel prima. Angela Merkel. In questa foto in realtà c'è un insieme di leader mondiali, tutti contro Trump, o Trump contro tutti, per la verità. Non si vede bene, ma c'è Theresa May del Regno Unito, c'è Angela Merkel, c'è Macron e c'è Shinzo Abe del Giappone. Qual è il punto? Trump è sempre stato, lo ha fatto nel primo mandato, lo ha già dichiarato in campagna elettorale, lo sta già commentando adesso, è sostanzialmente diciamo, lui non ama il multilateralismo. Il multilateralismo per noi, per l'Europa, invece è fondamentale, è quello che ha permesso di gestire la fine della guerra fredda e di gestire il miracolo dell'unificazione della Germania, e poi far passare alla Germania il suo periodo di crisi iniziale che ha avuto ed essere diventato poi il motore economico dell'Europa. Come? Proprio con le relazioni internazionali che la Germania ha intessuto, è riuscita a creare tutta una rete che ha permesso la costituzione di un meccanismo europeo e che ha consolidato l'economia europea, perché non è vero che l'economia europea è stato un danno per i Paesi membri, è proprio il contrario, perché un paese come la Cina, che ha cannibalizzato tutto quello che ci stava intorno, e altre sfide di tutti i paesi BRICS, tra cui per esempio anche quella della Turchia, che è un paese vicino all'Europa, che ha fatto grossi investimenti di Stato, grossi contributi alle imprese, per esempio nel settore tessile, diretto concorrente dell'Italia, piuttosto che nel settore della meccanica, per esempio l'elettrodomestico bianco, che era uno dei settori forti dell'Italia, no? Quindi soldi pubblici per fare concorrenza a paesi europei. L'Europa invece è stato un grosso strumento di difesa, tutto giocato sul multilateralismo, su accordi complessi di tanti paesi messi insieme, che l'Italia conosce, che ha contribuito, perché dal punto di vista diplomatico l'Italia ha sempre contribuito da questo punto di vista. Cioè la trasparenza anche su questi accordi? Tanto sta anche sull'informarsi, gli imprenditori devono informarsi, e questo è anche un grosso problema. Ma c'è qualcuno anche che li deve informare se loro non si informano, perché sennò cade, perché non si riesce a capire. Siamo tanti nella piramide, però per arrivare al vertice tu devi essere aiutato, devi essere supportato, perché non sei in grado di gestire tutto. Un po' cade nell'imprenditore che si deve informare, un po' cade anche nei meccanismi di informazione, perché molto spesso l'informazione in Italia segue più il dibattito politico di io contro te, che raccontare invece tante cose che avvengono attorno. La interrompo perché abbiamo Maurizio, se non mi cade la linea da Padova. Maurizio, veloce. Pronto? Volevo intervenire, sì? Prego. Volevo intervenire sul discorso la stabilità del governo, che viene sbandierata come un pregio di questo governo. Questo governo sta in piedi perché i componenti del governo ingoiano reciprocamente i rospi più grossi che si possano ingoiare. Stanno facendo l'autonomia differenziata e per contro cercano di fare il premierato, che è l'antitesi dell'autonomia differenziata. È tutto per tenersi strette queste poltrone. Dureranno sì 5 anni, ma dopo 5 anni ce ne vorranno 10 per rimettere in piedi lo Stato sociale che stanno smantellando. Ho finito. Grazie Maurizio, molto chiaro. Dottor Padoan, veloce perché siamo in chiusura, come commenta? Cosa devo dire? Le questioni di politica interna sono questioni di natura politica, appunto, quindi le si interpreta, o chi lo vede positivo, chi lo vede negativo, chi guarda lo Stato sociale in un modo, chi guarda lo Stato sociale in un altro. Le relazioni di un paese e della sua struttura economica con quella degli altri paesi invece richiedono delle logiche su cui chi è in grado di fare più pianificazione vince. Sostanzialmente vediamo la Cina che fa pianificazioni quinquennali, è riuscita a crearsi uno spazio di mercato enorme, gli Stati Uniti che hanno un meccanismo che comunque gli permette di avere un capo del governo che dura in carica 4 anni, cascasse il mondo, comunque ha avuto la possibilità di sviluppare un'economia molto più forte di quella dell'Europa. L'Europa che è frammentata
deve trovare, diciamo, degli accordi su cui poter creare meccanismi di pianificazione, ed è un po' quello che noi ci auguriamo per il nostro futuro. Speriamo bene, perché veramente sarebbe veramente un peccato questa meraviglia di Italia che abbiamo, questo popolo fantastico, dico io, perché veramente siamo unici in tutto e per tutto. Allora sentiamo, però prima volevo dire che non vorrei la ricetta, ma vorrei vedere i maglioni di Perissinotto, questo video bellissimo, se riusciamo a metterlo, dico al nostro regista, al posto della ricetta, perché visto che abbiamo appena passato Natale è bello vedere anche cosa fa questo autore che mi ha mandato questo video molto bello per far capire che bisogna sempre andare avanti. Sindaco, come ci saluta? Se posso commentare, va sempre bene un governo che duri 5 anni, che sia di destra, di sinistra, di centro. Io non ho memoria che il governo che è succeduto a quello precedente abbia comunque stravolto e cancellato qualsiasi cosa. Ovviamente poi ci sono delle scelte politiche, però le cose buone vengono mantenute sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda lo Stato sociale, come sindaco ricordo che lo Stato sociale non è una cornucopia, che i soldi cadono perché si creano, si inventano. Lo Stato sociale siamo noi, con quello che possiamo dare, ma tutti quanti. Porto sempre l'esempio, faccio la battuta, non è che togliendo a un milionario e distribuendo €1 a 1 milione di persone le fate diventare ricche, hai aumentato i poveri, perché hai creato un altro povero, perché da milionario è passato a povero. Quindi lo Stato sociale e la politica deve non soltanto distribuire la ricchezza che c'è, più o meno equamente, ma anche crearla. Il primo obiettivo di uno Stato è quello di creare ricchezza. La distribuzione, certo che ci deve essere, però ricordiamoci che questo mondo è vivo perché ci sono diseguaglianze, ma non nel senso che anche nella fisica si va da un polo positivo a un polo negativo, dove c'è più caldo, dove c'è più freddo, non eccetera. Non è anche possibile, sindaco, continuare a sentire che l'economia è in mano a pochissimi rispetto alla gente che veramente non ce la fa più a sopravvivere, perché basta schiacciare un bottone e loro diventano straricchi, si passano le aziende, si passano i mercati. Qua tutto, credo c'è il dottor Padoan, ma credo già dal 1800 è così. Eppure nessuno vuole cambiare, si potrebbe anche cambiare. Dottor Padoan, velocissimo, quando si cambierà, per far capire che forse un po' di più a tutti non farebbe male? Un poco alla volta in realtà ci stiamo arrivando. Bisogna cominciare a fare dei meccanismi concreti di aggregazione che vadano di là di un semplice contratto di rete, ma che faccia in modo che ci siano delle volontà comuni imprenditoriali per aggredire il mercato. Però sostanzialmente l'Italia è sempre stata in grado di crescere e quindi sicuramente nel corso dei prossimi anni vedremo un'evoluzione. Probabilmente il fatto che l'Italia stia producendo in questo momento un libro verde ci darà una mano per avere degli orientamenti. Il verde porta speranza, verde speranza, perciò hanno fatto il libro verde e noi continuiamo a sperare. Grazie a Simone Padoan, esperto di rapporti commerciali Italia-Estero, grazie a Stefano De Pieri, sindaco di Chiarano, di essere stati con noi, due ottimisti, la Mirella invece con le sue Cassandre, però andiamo avanti. Grazie, andiamo a sentire i maglioni di Perissinotto. Così anche sto anno è arrivato. Era peggio se non arrivava, però eravamo lì. L'alternativa era quel peggiore se non arriva il Natale. Aspetta la neve. Natale con la neve e non arriva mai. Questa notte già da un anno per fare festa fino a Capodanno, facendo nostre le migliori intenzioni come l'uvetta dentro i panettoni. Noi non promettiamo niente perché noi siamo deficienti e poco influenti.
debba vestirti male. Natale, il maglione corre nell'agrifoglio un barbone. Natale, con quel maglione che sembri un coglione, con quel maglione che sembri un coglione. Natale si mangia e si beve e dopo ci si pente, perché dopo la dieta per la prova costume, tutto così, solite robe. Stiamo aspettando che arrivi sto Natale e che i problemi riesca a cancellare. Porti a tutti serenità e amore e la salute nel cervello, nel cuore. Ma tu rovini tutto. Ma tu così vestito fai passare l'appetito. Natale, non è detto che tu debba vestirti male. Natale, il maglione, le renne, l'agrifoglio, un barbone. Natale, con quel maglione che sembri un coglione, con quel maglione che sembri un coglione. Se te l'hanno regalato di sicuro è riciclato, se invece l'hai comprato il commesso ti ha fregato. Se lo metti a Natale di sicuro porta male, se lo metti a Capodanno porta sfiga tutto l'anno.